Buonasera, bentrovati, ancora proseguiamo la nostra maratona elettorale. Oggi ci occupiamo ovviamente delle amministrative 2023, si vota in 128 comuni siciliani, 4 capoluoghi di provincia, 15 di questi votano col proporzionale, quindi insomma c'è il rischio di ballottaggio. Abbiamo seguito dall'apertura delle urne questa lunga giornata elettorale, ancora diciamo qualche risultato ovviamente tra i più importanti è arrivato, manca ovviamente di sapere come dire, risultati quantomeno diciamo orientativi di alcuni comuni su tutti, per esempio Siracusa e Trapani, che sono sul filo di lana. Manca Cireale, abbiamo scoperto insomma in queste ultime ore ovviamente i risultati straordinari del candidato Enrico Trantino, anche se anche qui insomma c'è un po' di riflessione da fare, dati che arrivano, poi dati reali che arrivano dalle sezioni molto a rilento, e quindi dobbiamo aspettare ovviamente un po' di ufficialità. Allora, intanto facciamo il riepilogo di tutto quello che è successo in questo lungo pomeriggio elettorale. Partiamo dai dati dell'affluenza che ha ritardato diciamo, ad avere un dato definitivo per ben oltre 2 ore, quindi poi insomma verso le 5:30, alle 17:40 del pomeriggio abbiamo dato ufficialmente il dato dell'affluenza, che lo mettiamo subito in grafica, poi vi presento gli ospiti insomma, che ci sono con me in studio, i collegamenti eccetera. Affluenza alle urne in Sicilia 56,39%, leggermente in calo rispetto alle ultime amministrative. Si è votato 2 giorni questa volta, mentre le ultime amministrative si è votato solo un giorno, la domenica, quindi la mezza giornata in più diciamo, in qualche modo è servita agli elettori, sarebbe potuta servire agli elettori per approfittare insomma, di questo spazio e di questa finestra. Catania 52,65%, praticamente in linea con il dato delle precedenti amministrative. Ragusa 56,3%, è una delle province che ha votato di più in generale. Poi Siracusa 55,02%, anche qui in linea così come Ragusa. Trapani invece si conferma la provincia che ha votato di meno, non solo nel capoluogo di provincia dove appunto si dovrà scegliere sindaco e amministrazione comunale, ma anche nei comuni appunto della provincia. Prossima grafica, vediamo i dati che la regia ci manda aggiornati dai singoli capoluoghi di provincia. Partiamo da Catania. Aspettiamo il grafico, eccola qua, aspettiamo la grafica così la leggiamo. Dati, vi dicevo, le sezioni arrivano a rilento su l'elezione del sindaco, 14 sezioni su 336, queste sono quelle ufficiali. Enrico Trantino, candidato del centrodestra, al 64,05%, al secondo posto Maurizio Caserta, candidato del centrosinistra, al 27,74%. Al terzo posto Gabriele Savo, che è candidato delle 2 liste di Cateno De Luca, col 3,43%, praticamente dietro Caserta c'è il vuoto. Poi c'è Lanfranco Zappalà, candidato indipendente, ex consigliere comunale, per 6 legislature consigliere comunale, al 2,18%. Sono dati, vi sottolineo ovviamente, parziali su 14 sezioni. E poi Lipera, che si piazza, l'avvocato Lipera, con un movimento Catania insomma, popolare, insomma un movimento indipendente, 1,82%, dietro con lo 0,68% Giuseppe Giuffrida, anche lui indipendente, e il candidato del Partito Socialdemocratico Vincenzo Drago allo 0,11%. Questa è Catania, 14 sezioni reali su 336. Andiamo avanti con il prossimo comune, dovrebbe essere Siracusa. Vediamo il dato di Siracusa. Questa è una partita ancora aperta, 8 candidati diciamo in una città molto piccola, insomma la partita se la stanno giocando per chi arriverà al ballottaggio. Questi 8 candidati su 24 sezioni, stiamo parlando di dati reali, su 123, in questo momento è in vantaggio il candidato del centrodestra, Ferdinando Messina, con 32,08%, al secondo posto il sindaco uscente Francesco Italia, dietro
Italia la candidata del centro-sinistra, quindi del fronte progressista a cui sono uniti Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Renata Giunta, 19,32%. Testa a testa, diciamo, per la quarta posizione tra l'ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, renziano della prima ora, e Edi Bandiera, e questo è il caso, insomma, che si candida da indipendente con alcune formazioni centriste, ma Edi Bandiera è stato ex assessore regionale di Forza Italia nella giunta Musumeci e quindi, insomma, proviene dalla stessa area, diciamo, di Messina. Qui c'è stata una spaccatura, ecco perché durante il pomeriggio abbiamo sommato idealmente questi due voti che avrebbero proiettato, diciamo, queste due percentuali che avrebbero proiettato il candidato del centrodestra sopra il 40%, e quindi la partita sarebbe stata chiusa già al primo turno. Andiamo avanti con la prossima provincia, poi ci sono, scusate, gli altri che sono gli indipendenti, il candidato del Movimento 5 Stelle Trigilio, poi Mangiafico e Aziz, che sono due indipendenti. Qui siamo a Ragusa. 30 sezioni su 71, il sindaco si riconferma Giuseppe Cassì, anche qui polemiche sulla sua collocazione politica, lui si è detto, insomma, lo sentiremo più avanti, sindaco dei cittadini di Ragusa, quindi insomma arriva dietro di lui Riccardo Schininà di area di centro-sinistra, subito dietro Giovanni Cultrera, candidato questo sì del centrodestra, quindi che si piazza solo terzo, e poi Firrincelli che è il candidato del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti con Trapani. La partita a Trapani è ancora molto aperta perché sembrerebbe, diciamo, su 2628 sezioni su 27, no, qua c'è un errore, insomma, schede, queste sono solo le schede, ecco, queste sono schede, quindi il 10%, diciamo, più o meno sul 10% delle schede scrutinate, è avanti in questo momento il sindaco uscente Giacomo Tranchida. Giacomo Tranchida e dietro di lui Maurizio Miceli, candidato del centrodestra, poi dietro Anna Caruccio e Francesco Brillante. Qui la partita, diciamo, sul filo di lana perché se dovesse scendere in percentuale Giacomo Tranchida sotto il 40%, ovviamente si andrebbe al ballottaggio. Quindi 10% più o meno delle schede scrutinate su 27.800. Andiamo, eccola qua, a Cireale, perché Cireale è un'altra partita interessante, si prospetta un ballottaggio, 40 sezioni su 56, anche qui risultato a sorpresa, Roberto Barbagallo, ex sindaco che si è dovuto dimettere per vicende giudiziarie, al primo posto in questo momento al 34,21%, sostenuto da alcune forze del centrodestra, mentre il centrodestra praticamente compatto sosteneva Nino Garozzo, ex sindaco di Cireale, anche lui prima di Barbagallo, 26,58%. Subito dietro Nicotra e in ultima posizione il candidato del centrosinistra Francesco Fichiera. Questa è la partita di Cireale, mancano 16 sezioni alla fine, anche qui si prospetta, dicevo, un ballottaggio. Detto ciò, ci colleghiamo con Natale Bruno, che saluta col microfono, ecco, lo vogliamo salutare. Natale Bruno dal comitato di Enrico Trantino. Ciao Natale, come al solito chiudi tu i comitati, come sempre. Prego. Sì, ciao Luca, io ti ho fatto segno perché pensavo mi facessi sentire tutte le schermate dei comuni della Sicilia, i 128 comuni della Sicilia, e quindi pensavo di prendermi qui una stanza per dormire, no, ma scherzi a parte. C'è clima di smobilitazione qui nella segreteria politica e nella sala stampa del candidato sindaco Enrico Trantino. Dico candidato sindaco perché lui non vuole assolutamente dire che è il nuovo sindaco di Catania, ma in effetti lo è già, perché dai dati in nostro possesso si è superato abbondantemente il 60% e quindi diciamo che Enrico Trantino è il nuovo sindaco di Catania. È stato un pomeriggio di grande euforia sin dalle primissime ore, subito dopo
le 15, lui è arrivato, aveva detto che veniva più tardi, invece poi è arrivato, ha abbracciato tutti i suoi più stretti collaboratori e poi gli aveva promesso che avrebbe parlato a dati ultimati, ma i dati certamente non arriveranno prima della notte e quindi si è dovuto concedere alle tante interviste che hanno voluto sapere quale sarà la prima cosa che da domani dovrà fare, e lui ha già detto quello che farà domani, quindi pur non facendosi chiamare sindaco di Catania. Qui diciamo, come vi dicevo, c'è un clima adesso di smobilitazione, si sta smontando tutto l'apparato mediatico che ha voluto seguire il candidato più forte, quello del centro-destra. Lui tra l'altro sta per lasciare Piazza Trento per venire nei nostri studi della Sicilia in via Rodrigo da Pordenone, dove parteciperà al dibattito che tu condurrai, Luca. Quindi vi lascio questa notizia, lui credo che sia già uscito da pochissimi minuti per arrivare da voi, voi lì potrete fargli tutte le domande, magari forse nel tarda serata dirà che è il nuovo sindaco di Catania. Ricordiamo anche che nel primissimo pomeriggio ha ricevuto pure la telefonata del candidato del centro-sinistra, il professore Maurizio Caserta, che lo ha chiamato, si è congratulato con lui per il risultato, affidando poi il resto a quello che avverrà in consiglio comunale. A te, Luca. Allora, ringrazio Natale Bruno, che saluto, ovviamente ha seguito sin dal primissimo pomeriggio tutte le fasi diciamo, di racconto dal comitato elettorale di Enrico Trantino, ci ha raccontato tutte le fasi appunto di questa emozionante per il candidato certamente diciamo, rincorsa alla poltrona di primo cittadino di Catania. Ci spostiamo da Catania a Ragusa perché c'è il sindaco, lui sì si fa chiamare già sindaco ma perché lo era già prima, il sindaco Peppe Cassì, che è in collegamento con Lorena Dolci, anche lei insomma dalle prime fasi del pomeriggio insomma, ha raccontato questa competizione elettorale a Ragusa. Lorena, a te la linea col sindaco, che salutiamo. Assolutamente Luca, abbiamo qua un sindaco senza se e senza ma. Peppe Cassì è stato riconfermato con una sorta di plebiscito, ti dico soltanto che anche il suo comitato è stato svuotato, praticamente non aggiornano più neanche le sezioni che sono ferme a 30 con un 66% di voti e quindi sono corsi tutti qua, siamo in piazza Matteotti proprio di fronte al municipio per festeggiarlo, una festa sindaco anche questa un po' sobria come è stata la sua cifra per tutti questi anni di amministrazione e come la cifra che vuole portare avanti. Insomma, a stento si è stappata una bottiglia, fra l'altro lei è un uomo di sport, quindi forse l'alcol non lo tocca. Sì, no, festa sobria, diciamo, però festa sì, sicuramente siamo contenti, abbiamo gioito, è stato un risultato veramente insperato in queste dimensioni, significativo di quanto la città abbia apprezzato evidentemente il lavoro svolto nei 5 anni precedenti, non vedo altre spiegazioni, c'è stato un rapporto empatico con i cittadini, Ragusa mi vuole bene, questa è l'unica cosa che mi viene da dire in questo momento alla luce di questi risultati. È stata anche una campagna elettorale molto dura, anche molto aggressiva in certi momenti, abbiamo sempre mantenuto sobrietà di linguaggio e di comportamenti, non siamo mai andati dietro le polemiche e questo ha premiato. Tanta empatia con i cittadini, rapporti forse un po' tesi invece con i partiti. Lei ha chiesto a tutti i partiti di fare un passo indietro, a sostenerle infatti sono state soltanto liste civiche. Adesso che si accinge a un nuovo mandato farete pace? Ma io non ho mai litigato con nessuno, forse gli altri hanno pensato di dover litigare con me, io ho fatto una scelta allontanandomi dai partiti, ma una scelta che ho fatto già un paio di anni fa, 2 anni e mezzo fa, quindi non era una novità. I partiti hanno cercato di riallacciare un rapporto, io ho preferito mantenere il mio percorso distante appunto da quello dei partiti, non per questo delegittimando o sminuendo il valore, il ruolo dei partiti, semplicemente ho registrato il fatto che partiti diciamo, nella mia città diciamo, sono un po' venuti meno al ruolo che devono avere, cioè quello di formare classe dirigente, quello di riunirsi, quello di discutere, quello di confrontarsi, no? Allora il partito non può essere un'agenzia elettorale, come ho detto
dette in altre circostanze, il partito è ben altro, e ho fatto una scelta in direzione diversa, cioè verso associazioni, verso il mondo del volontariato, verso tanti movimenti che esistono in città, perché c'è un grande fermento in questo senso, e la scelta mi ha premiato. Adesso vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, però per il momento credo che tutti i partiti, diciamo, tradizionali ne sono venuti fuori piuttosto male da questa elezione. Diciamo che nelle elezioni amministrative quello che conta è veramente poi il rapporto che si instaura col sindaco, col candidato sindaco, l'empatia che c'è. Io in questi 5 anni ho curato molto questo aspetto e alla fine la gente mi ha premiato. Ecco, Ragusa è una città prospera, fiorente, insomma, con il reddito forse pro capite più alto della Sicilia. Che cosa ha intenzione di fare nei prossimi anni? Ma intanto dobbiamo portare avanti un programma che è iniziato già in questi anni, un programma certosino che vede la città di Ragusa essere la più importante, la migliore stazione appaltante dell'intera Sicilia. Questi sono dati dell'ANCE regionale, quindi portare avanti decine di milioni, stiamo parlando di circa 150 milioni di opere pubbliche, alcune già completate, altre già appaltate, cantieri aperti un po' ovunque. In città c'è un grande fermento, diciamo che c'è stato un tempo di reazione rapidissimo dopo la pandemia, abbiamo patito anche noi la crisi economica ovviamente, però c'è un grande fermento, dicevo, in città, c'è una situazione economica abbastanza stabile, città che approva gli strumenti finanziari nei termini di legge, quindi è una città che può progettare il futuro, può programmare, può investire, può assumere, abbiamo assunto molte persone negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e può guardare con fiducia e ottimismo al futuro, anche alla luce dei finanziamenti europei, ministeriali, regionali che arrivano in presenza di progetti. Ragusa sa progettare, ha una grande capacità progettuale in questo senso. Aspettando anche poi il completamento della Catania-Ragusa. Fra l'altro, Luca, sai che abbiamo girato un po' tutti i comitati, la città, devo dire, soprattutto venendo da Catania, è molto pulita. Allora guardate che voi la polemica politica, diciamo, questo è insomma il tema, la cifra su Ragusa. C'è stato anche con i suoi competitor Cassì. Allora io intanto presento i miei ospiti studio, non l'ho ancora fatto, Salvo Pogliese, senatore di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Catania, e deputato regionale Giuseppe Lombardo, ex assessore alla welfare e servizi sociali del comune di Catania. Non sono due ospiti a caso, insomma, perché stiamo raccontando le amministrative. Pogliese, da coordinatore però di Fratelli d'Italia, diciamo, su Cassì, su Ragusa c'è stata anche un po', come dire, una rottura col mondo del centrodestra. Ma premetto che stimo Giuseppe Cassì, con il quale abbiamo condotto battaglie sinergiche sulla Catania-Ragusa. Non abbiamo apprezzato, è giusto dirlo, la sua scelta legittima, ma che ritengo sia in contraddizione rispetto a quello che è accaduto 5 anni fa, quando Fratelli d'Italia fu l'unico partito che sostenne Giuseppe Cassì. Ecco perché ovviamente i vertici locali e provinciali del partito non hanno accolto ben volentieri la sua scelta legittima, ma di escludere i partiti tradizionali all'interno della sua coalizione, proprio per quello che accadde nel 2018, quando Fratelli d'Italia fu l'unico partito a sostenerlo. Detto questo, abbiamo presentato una persona qualificata, quale certamente Giovanni Cultrera. I cittadini ragusani hanno fatto una scelta ben chiara di cui prendiamo atto. Cassì. Sì, no, diciamo che 5 anni fa ho avuto il sostegno del partito di Fratelli d'Italia. Nel corso del tempo, diciamo, questo rapporto si è un po' sfumato. Io ho fatto una delle scelte diverse durante questo mandato. Non mi è piaciuto, dico la verità, la reazione anche del partito, perché Salvo, io ricambio la stima e l'affetto, tu sai, abbiamo uno splendido rapporto e sicuramente lo manteniamo, però ci sono state prese di posizione molto dure. Diciamo che il partito qui a Ragusa si è appiattito su posizioni provenienti da altri rappresentanti, altri movimenti civici che sono stati nella coalizione di centrodestra, che hanno impostato una strategia di campagna elettorale sulla delegittimazione dell'avversario, quando non addirittura sulla calunnia, caro Salvo. Purtroppo bisogna vedere quello che è successo qui a Ragusa. Vi invito a farlo, voi che siete lungimiranti e siete attenti e siete sicuramente capaci, e dare un motivo, cioè anche cercate di capire la ragione per cui a Ragusa succede quello che succede, perché il partito, diciamo, va così in difficoltà. Non basta solo il fatto che Cassì ha fatto altre scelte, cioè ci saranno ragioni. Spero che sicuramente si farà un'analisi anche politica sul voto. Attenzione, sto parlando solo di questioni politiche. Chiaramente, siamo qui anche per analizzare questo, perché poi stiamo parlando di elezioni, quindi stiamo parlando di questioni che riguardano la politica. E certo è, Pogliese, che voglio dire, lo dico anche a Lombardo,
stiamo raccontando ormai da anni, dico, questa disaffezione, insomma, un po' della gente alla politica. Questo dato di Cassì, insomma, è in controtendenza, no? Cioè, è la gente che si mobilita su un candidato fuori dai partiti, insomma, perché vuole questo sindaco, no? E questo, diciamo, un dato su cui riflettere. No, in qualche modo. assolutamente, credo che il dato sia assolutamente al di là, diciamo, del personaggio oggettivo, Cassì, al di là delle dinamiche locali, però sì, credo che il plebiscito di voti che ha ottenuto Giuseppe Cassì confermano evidentemente la bontà di un'azione amministrativa. Poi è naturale che all'interno di un partito quale Fratelli Italia ci siano altre riflessioni che si fanno con grande serenità, con grande lealtà, ma dobbiamo prendere atto del risultato ottenuto e dobbiamo comunque ringraziare Giovanni Cultrera per l'atto di generosità che ha attuato, immaginando una campagna elettorale con pochissimi giorni di preavviso, con un risultato assolutamente dignitoso. Allora Lorena, ringraziamo Peppe Cassì, insomma, per essere stato con noi, complimenti, congratulazioni ancora per questo suo bis. Sì, che tra l'altro sta correndo a Marina di Ragusa per festeggiare anche con quella parte di città. Quella insomma, tra l'altro è una bella parte di città, quindi buona estate ovviamente a tutta quella zona della Sicilia. Grazie Cassì e complimenti ancora. Grazie. Ciao Lorena, ovviamente non so se stai chiudendo il collegamento, se c'è altri contributi, insomma faccelo sapere, se no ti salutiamo più avanti. Grazie. Allora ci ha raggiunto in studio anche Fabio Mancusi. Credo che possiamo salutarci. Allora ci salutiamo, vabbè. Allora ci salutiamo, così ti diamo tempo di rientrare ovviamente anche a Catania. Dopo questo lungo pomeriggio anche Lorena Dolci, insomma, ci saluta da Ragusa. Grazie a Lorena Dolci, grazie ancora al sindaco Peppe Cassì. Dicevo, ci ha raggiunto Fabio Mancuso dell'MPA, due esponenti del Movimento per l'Autonomia. Ce lo meritiamo, visti i risultati elettorali. Vediamo i dati delle liste, anche perché insomma, stiamo andando veramente a rilento qui. Insomma, no? Qualche numero già c'è, importante per noi. Quindi. Diteci, noi abbiamo fatto vedere qualcosa, insomma, se avete qualche cosa in più. Intanto poche sezioni, intanto abbiamo Grande Catania al 10%, 10 quasi l'11%, e i popolari autonomisti intorno al 7%, 7,3%, quindi sono numeri che insomma lasciano ancora il tempo che trovano. Vediamoli tutti. Mancuso, lei è un inguaribile ottimista, quindi vediamo che succede. La riflessione ovviamente facciamo anche sugli altri comuni. Partita di Cireale è davvero interessante, era un altro dei comuni dell'Interland catanese e Balbotto, inaspettata per certi versi, no? Questa riaffermazione di Barbagallo o no? Io in realtà immaginavo anche questo ordine di arrivo e credo che il ballottaggio possa regalare, fra virgolette, sorprese o conferme, nel senso che io credo che Nino Garozzo possa assolutamente vincere fra 2 settimane. Ha ottenuto un eccezionale risultato all'interno di una realtà territoriale dove Fratelli Italia ha fatto una scelta insieme ad alcuni partiti del centrodestra. Lì non eravamo tutti compatti e quindi sono convinto che al secondo turno si possa determinare la compattezza assoluta e sono convinto che Nino Garozzo sarà il nuovo sindaco di Cireale. Al secondo turno. Lombardo, insomma, anche qui, insomma, altri comuni dove voi eravate presenti, grandi riaffermazioni dei sindaci uscenti a Gravina di Catania, a Biancavilla. Con percentuali bulgare del con 78 percentuali del 75%. 78, ci avevano dato oggi pomeriggio circa l'80%, vuol dire che insomma, i numeri sono stati questi. Nel frattempo tra un po' ci sarà con noi anche Maurizio Caserta, che da grande sportivo insomma, ha accettato anche l'invito di venire qua. Allora facciamo così, ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria, la prima di questo blocco, dopodiché ritorniamo sempre con gli ospiti, andiamo a vedere gli ultimi dati, poi cerchiamo di analizzare almeno i dati che abbiamo dal punto di vista politico, e poi ovviamente con noi ci saranno Maurizio Caserta e Enrico Trantino dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, prima di dare la parola a Giuseppe Lombardo, saluto Totò Calì, che ovviamente ci accompagna. È venuto comodamente nella seconda parte di questa maratona, molto comodo. Totò, no? Ci fai vedere subito qualche vignetta, eccola qua. Allora, vai, parola. Cruciverba, 9 parole per mantenere il potere a destra nonostante tutto. Destrezza. Chi lo dice? Chi è quello col ciuffo? Non è che lo deve dire qualcuno in particolare. Quello sono io, chi è? Quello col ciuffo chi è? Ma chi tu? Sempre pensi che... Sempre io, non sono io. Vabbè, Devo andiamo. vedere un'altra. Quella qua.
c'è Trantino, è finito tutto, fossa comune, insomma, Vabbè, ha questo- seppellito tutti. Ha seppellito tutto. Mancuso si sta sbellicando alle risate, neanche il tempo. Poi. E le prossime Ma tanto è dopo? bravo. La prossima è dopo, va bene, la prossima è dopo. Allora, passaggio su Catania, Lombardo. Ma io mi sento di dover commentare un dato, quello che vede Trantino con una percentuale molto alta, il 64%, e credo che tra le città che sono andate al voto è quella in cui il centrodestra raggiunge la più alta percentuale come candidatura a sindaco, e se mi consentite, al di là della valenza politica di questo dato, il merito va dato anche a forze politiche che non sono presenti a livello nazionale ma che a livello regionale hanno dato un grande contributo, e in modo particolare su Catania, cioè quelle che si richiamano alla tradizione autonomista. Mi riferisco a Grande Catania e a Popolare Sta facendo lo Autonomista. spot alle soliste. No, io sono Bravo. qua a dire, anche perché poi i dati parleranno chiaro all'esito poi dello scrutinio completo delle sezioni. E voglio anche spezzare una lancia fuori di un'amministrazione che è stata quella che abbiamo condiviso con Salvo Pogliese, dove io ero assessore ai servizi sociali, e credo che bene o male un piccolo merito va dato anche a quell'esperienza politica di questa città, che ha dato con noi grandi prospettive di crescita che saranno capitalizzate al massimo dalla nuova amministrazione comunale. Devo dire che tra diciamo, le dichiarazioni iniziali di Enrico Trantino, anche oggi, ha detto, dice, noi la prima cosa che dobbiamo fare è saperle raccontare le cose che abbiamo fatto, dice, perché un nostro grande limite è stato questo. Qui c'è Salvo Pogliese che è sindaco uscente di questa città, ovviamente città che è stata commissariata eccetera, però anche Pogliese ha detto, dice, guardate, noi non le stiamo raccontando le cose che facciamo, siamo bravi a farle, però non siamo bravi nella comunicazione. In effetti questo concetto è passato, adesso poi vedremo nel dettaglio insomma, questo racconto come si espliciterà. Quindi Lombardo, dicevo, su questo le è venuto incontro già di per sé Enrico Trantino. Per il resto, diciamo, lei ha fatto uno spot al mondo autonomista, che in questo caso è stato uno dei più accesi sostenitori, nonostante per esempio Pogliese spingeva per un altro candidato, no? nella campagna elettorale. Cercare di approfittare dei piccoli spazi che abbiamo per poter dare il giusto atto di quello che è l'impegno e il riconoscimento di un movimento politico che ovviamente non ha i grandi riflettori nazionali su di sé. Bene, allora grazie all'onorevole Giuseppe Lombardo, deputato regionale, ex assessore a Catania. Noi andiamo velocemente a Messina perché c'è Francesco Triolo, con chi sei? No, c'è Triolo. Ah no, scusate, allora Triolo un attimo, mi riprendo la linea perché devo andare da Gagliano che c'ha il Sindaco Italia, credo, se non vedo nel riquadro. No, allora Gagliano, eccoti qua. Vai, andiamo, a Siracusa andiamo. Abbiamo tutti i canali aperti. Che succede? Luca, buonasera. Allora, siamo al comitato elettorale di Ferdinando Messina. Alla fine ci sarà questo ballottaggio, un ballottaggio aspettato, atteso, oppure in qualche modo è un ripiego? Buonasera, intanto grazie a tutti i siracusani che hanno consentito che io potessi proseguire questa battaglia, questo confronto con l'amministrazione uscente. È un risultato importante per noi. Credo che anzi metterci avanti al candidato sindaco uscente è un dato ancora più importante, proprio perché noi siamo alternativi, abbiamo sempre pensato di essere alternativi a Francesco Italia, e la città ci ha dato risposte positive. Siamo fiduciosi, siamo contenti del risultato, grazie anche a una coalizione che ha tenuto e che insomma penso e mi auguro che lo proseguirà portandoci al risultato finale fra 15 giorni. Tengo a precisare che comunque i siracusani hanno in ogni caso bocciato l'amministrazione Italia, perché il 75% dei siracusani, oltre al mio voto, hanno votato tanti altri candidati sindaci, quindi chiedendo il cambiamento, e sono fiducioso pertanto che al ballottaggio avremo ragione di proporre un'alternativa a quanto accaduto negli ultimi 5 anni. Sì, una domanda gliela devo fare. C'è rammarico per non aver avuto anche dentro, diciamo, alla coalizione Edi Bandiera, perché con quella percentuale di voti che è andata in qualche modo dispersa rispetto al centrodestra ufficiale, forse si poteva chiudere la partita al primo turno? No, non c'è rammarico, perché non è stata una decisione nostra, non è stata una decisione della coalizione, ma è stata una decisione personale, quindi non si può provare insomma, un sentimento di rammarico se determinate decisioni sono state assunte senza che qualcuno le procurasse. Quindi non è sul rammarico.
noi andiamo avanti per la nostra strada, io rappresento la coalizione, non mi stancherò mai. Allora Messina, di guardi, la ripeterlo, tengo un attimo, Angelo, devi dire a Messina se siamo può aspettarci un attimo. tranquilli di quello che proponiamo per la nostra città. Ecco, no Messina, c'è un ritardo nella comunicazione. Allora chiediamo al candidato Messina di restare in comunicazione, perché le faccio sentire chi è stato eletto sindaco praticamente con un plebiscito di voti. La persona in questione qua, la vediamo inquadrata, è Cateno De Luca, che batte tutti i record, perché il sindaco per la quarta volta sindaco in 4 comuni differenti. Cateno De Luca a Taormina, sindaco di Taormina. Guardate che festa che c'è dietro con Francesco Triolo. Francesco, non ti sentiamo però. Allora ristabiliamo l'audio, non si sente niente. Allora vediamo Triolo, restiamo qui ovviamente con De Luca perché sprizza gioia da tutti i pori. C'è, guarda, Pogliese che se lo guarda e sorride, anche Caserta che ci ha raggiunto. De Luca. Allora non vi sentiamo Triolo, non vi sentiamo, rimettiamo l'audio in questo collegamento. Allora ritorniamo da Messina a Siracusa con Angelo Gagliano. Luca. Benissimo, allora torniamo qui a Siracusa, adesso ci dobbiamo però proiettare al ballottaggio. Chiusa questa prima fase, questo primo tempo, bisogna aprire un'altra partita e bisogna capire chi possono essere gli alleati. Il competitor si conosce, quali possono essere gli alleati? Assolutamente, già da domani ho chiesto di incontrare intanto i partiti e le liste civiche della coalizione che mi hanno consentito di raggiungere questo risultato. Dopodiché col dato chiaro e preciso anche delle liste faremo una strategia e decideremo tutti insieme cosa fare. Noi siamo stati una coalizione che fin dal primo momento ci siamo mossi in maniera collegiale, abbiamo deciso tutto insieme e proseguiremo in questa direzione perché insomma la trovo la cosa più coerente e giusta nei confronti dei cittadini che hanno sposato e votato una coalizione di centrodestra. Per dire un messaggio alla città, per chiudere, un messaggio alla città, prima ringraziato per questo riscontro, per questo risultato, ma in che direzione andrà un'eventuale amministrazione Messina? L'amministrazione Messina, l'abbiamo detto per strada, l'abbiamo detto in tutti i comizi, in tutti gli incontri, si muoverà attraverso un dibattito, un confronto e si ritornerà anche perché Siracusa non ha avuto il Consiglio Comunale per 4 anni, quindi c'è stato un uomo solo al comando. Cercheremo di confrontarci e prima di assumere decisioni sentiremo la città, che spesso il mancato ascolto ha prodotto degli errori spesso irreversibili per la mobilità cittadina, per delle soluzioni anche di governance del patrimonio comunale, per tanti altri temi che oramai insomma sono fritti e rifritti alla città perché sono stati rappresentati da tutti i candidati al Consiglio Comunale. Mi auguro che questo sarà oggetto di discussione e di confronto col mio avversario sindaco. Grazie allora Ferdinando Messina, in bocca al lupo chiaramente per la seconda parte di questa campagna elettorale. Noi per adesso da Siracusa ci fermiamo qui, la linea torna allo studio. Grazie Angelo, allora restituiamo la linea a Taormina, vediamo se riusciamo con l'audio a sentire Francesco Triolo e Cateno De Luca. Ora ci dovremmo sentire. Sì, vi sentite bene. Ci siamo appropriati del palco. Ringraziamo anche Valeria Brancale della comunicazione di De Luca che l'ho fatto un po' arrabbiare, però ci siamo appropriati del palco dove c'è dove tantissima siete? Sul gente palco qui. dove deve fare il comizio De Luca. Siamo a Trappitello. Guardate, già è microfonato addirittura per fare il palco, però ci ha concesso questi 10 minuti Luca. Eccomi. Allora De Luca, complimenti. È un record, quasi. Grazie, ma ancora sono giovane, ho tante cose da fare. Intanto ci manteniamo in allenamento perché per me i sindaci sono gli statisti di frontiera. Nel frattempo che arriveremo a fare ovviamente il presidente della regione, quindi questo qua lo ribadisco. In tanti taorminesi mi hanno onerato e onorato di questo ruolo prestigioso e io cercherò di risollevare Taormina al più presto perché una comunità così prestigiosa non merita né il dissesto né ovviamente il livello che
purtroppo ha raggiunto. C'è stata una sorta di liberazione, abbiamo raggiunto il 65%, questo è il dato finale. Penso un po' che io avevo fatto una previsione martedì scorso, l'avevo consegnato in una busta chiusa ai giornalisti che l'hanno aperta oggi, dove avevo previsto la mia vittoria col 60%, quindi siamo andati oltre. Allora, salto ogni tanto il collegamento, però insomma adesso c'è un personaggio oggettivo, eccolo qua, l'abbiamo ripreso. De Luca, ci stanno facendo vedere delle immagini, diciamo, dove lei è andato in chiesa a ringraziare, insomma a pregare, lei è abbastanza religioso, come abbiamo imparato a conoscere. Ha portato le rose... Una strana coincidenza, vedi il patrono di Taormina è San Pancrazio, che è il patrono degli stranieri. Siccome io venivo accusato di essere lo straniero, mi sono sentito il dovere di intanto proprio ringraziare il protettore di Taormina, nonché oggi il mio santo, perché io da straniero come lui e come lui spero di essere all'altezza del compito che mi hanno affidato i taorminesi. Allora, De Luca, la stanno ascoltando Salvo Pogliese, Maurizio Caserta, Fabio Mancuso e poi ovviamente dalle piazze varie in Sicilia, negli altri comuni al voto. Insomma, lei ormai è abbastanza conosciuto per queste sue imprese. E diciamo che questa di Taormina, che apparentemente è una partita così fatta su una città, su un piccolo comune, diciamo, ha un interesse dietro molto importante per chi la dovrà amministrare, perché su Taormina ci saranno da qui ai prossimi anni grandissimi investimenti, lo abbiamo detto anche questo pomeriggio, grandissimi investimenti economici internazionali. Taormina fa gola agli americani, fa gola al Medio Oriente, insomma, che stanno proiettando... Parliamo di una comunità dove c'è una rendita, una delle più elevate in Europa, e quindi una comunità anche che è il fulcro di quelle che sono le nuove strategie del turismo. Quindi è ovvio che è una scommessa importante e soprattutto ci metterà nelle condizioni di poter completare la mia formazione, perché per me Taormina è la Sicilia in piccolo, con tutte le sue potenzialità, le sue ricchezze, le sue bellezze, le sue patologie, le sue contraddizioni, che è stata stuprata politicamente da una classe politica. Tenete conto che contro di me c'era tutto l'arco costituzionale, compreso 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia, PD, guardi, tutte le sigle politiche contro lo straniero, e li ho fatti fuori tutti in un colpo solo. Se Pogliese sorride, Pogliese, De Luca è un personaggio. Da Messina a Santa Teresa, Pogliese e De Luca insieme, che è veramente incredibile. È stato un po' sleale, però è un amico e continua ad esserlo. È stato un po' sleale, caro Cateno. Però onore al merito, io ho grande rispetto al corpo elettorale. Nel momento in cui si è espresso a Messina, poi a Fiume di Nisi, a Santa Teresa e a Taormina, chapeau. Però devo dire, questo ovviamente non toglie qualche eccesso che lo caratterizza. Lui è pronto per l'Europeo. Preparati per il resoconto finale per la regione. Tranquillo. ci vedremo, Cateno, ci vedremo. Ma questo che è la gente, puoi inquadrare la gente che c'è sotto il palco, Francesco? Fatevi vedere da Antenna Sicilia, fatevi vedere. Alzate le mani. Vai. Ha riportato l'entusiasmo, insomma, anche qui. Ha individuato che Trappitello poi ormai è Taormina, perché gli elettori provengono la maggior parte qui da siamo a quella. Trappitello, Sì, quindi è tornato nel luogo del De Luca, delitto. in bocca al lupo, la vogliamo poi in studio ovviamente. Scelga lei come. Mancuso! Vedi che io sarò capolista alle europee, verrò a trovarti molto presto, caro collega. Se sei capolista alle europee a noi fa piacere, ma non è scontato. Quindi mi sto prenotando il voto, non mi dire che poi avevi impegni, te lo sto dicendo un anno prima. Non è scontato, perché forse devo votare qualcuno che è nella tua lista. Va bene anche così, l'importante è che stiamo assieme. Bravo. Luca, liberiamo il palco per il comizio di Liberiamo il palco, salutiamo i taorminesi. Grazie De Luca. a presto. Aspettiamo, dicevo qui, scelga lei come, da sindaco, da deputato regionale, Va bene.
Vabbè. Come diceva quella famosa pubblicità, chiamami come vuoi, sarò la tua birra. Sarò il tuo sindaco in questo caso. Caserta si sta divertendo, nel frattempo ci ha raggiunto in studio Maurizio Caserta, insomma, che si sta divertendo almeno in questa fase. Vi saluto. Buon comizio De Luca, andiamo a Trapani, con chi siamo? C'è Laura Spanò, eccolo qua. Sì, buonasera, io sono nel comitato di Maurizio Miceli e ho accanto Maurizio. Allora Maurizio, facciamo una sintesi di quello che è successo e soprattutto sentivo poco fa che da domani inizia la vera battaglia, insomma non si fermerà qui Maurizio a stasera a questo risultato. Intanto saluto il conduttore di Telecoro. Allora, per quanto riguarda la nostra battaglia, certo, siamo tornati per restare, abbiamo costruito un progetto politico ambizioso e purtroppo i tradimenti del centrodestra da parte dell'assessore Turano e della Lega hanno determinato questo leggerissimo vantaggio e quindi questa vittoria veramente di misura da parte dell'uscente. Tengano conto che appunto l'ultima volta vinse col 70, stavolta col 40 più 1, 1,5. Questo la dice la lunga sul fatto che la costruzione di deciliste e le tante cambiali che ha dovuto contrarre per costruire queste deciliste ora saranno anche un po' complicate da scambiare, no? E il ruolo dell'assessore Turano, io sono convinto, sono certo che sia il Presidente del Consiglio che il Presidente della Regione immediatamente faranno un'istruttoria per revocare il suo incarico assessoriale dalla Giunta, perché non è possibile che chi ottiene onori e oneri da parte del centrodestra in seno alla Giunta regionale lavori in un comune importante come Trapani, devastato dall'azione amministrativa dell'uscente come i dati ci rappresentano, perché è stato trascinato dalle liste, non le ha di certo, come dire, sollecitate lui, e allora questo impone un intervento per sostanzialmente demansionare il ruolo di questo vile traditore. Parole pesanti, Miceli. Sì. Dico parole pesanti. No, non sono parole pesanti, direttore. No, lei direttore. deve capire una cosa, direttore, le parole pesanti, le parole si pesano e mi creda che io sto usando semplici eufemismi nei confronti dell'assessore Turano e mi auguro che ci siano anche approfondimenti sulla sua scelta, perché è una scelta talmente opaca che mi auguro che ben altri palazzi si occupino di approfondire questa scelta. Guardi, ci sono domande da studio? Sì, no, qui c'è Salvo Pogliese, insomma, che in questa partita era direttamente interessato, no, come Fratelli d'Italia. Ciao Salvo, ciao Maurizio, e complimenti. Al photo finish, questa è una partita che poteva andare al ballottaggio tranquillamente. No, questa è una partita che il centrodestra avrebbe vinto con Maurizio Miceli se l'assessore regionale Turano avesse fatto la scelta più naturale e più coerente rispetto a un percorso di compattezza del centrodestra che è stato chiesto da tutti i coordinatori regionali, che è stato chiesto in primis dal presidente della regione Renato Schifani, a cui Mimmo Turano si è sottratto, quindi dobbiamo prendere atto di quello che è accaduto. Ritengo che politicamente è grave quello che è accaduto, oggi avremmo potuto commentare un risultato completamente diverso e quindi credo che le riflessioni che esternava Maurizio siano assolutamente coerenti rispetto ad alcune riflessioni che insieme a Fabio Mancuso abbiamo fatto all'interno del tavolo regionale, quando abbiamo cercato di ricomporre quella che poi, ahimè, si è puntualmente concretizzata in termini di frattura del centrodestra. Allora, dice Turano che si era, come dire, disinteressato, no, di questa cosa, di questa elezione. Questo era poi formalmente quello che ha formalmente detto, nel senso che ha esternato a noi, al Presidente della Regione, che non era in condizione di poter invitare i propri riferimenti locali a convergere sul candidato del centrodestra. Questo non è accaduto, ne prendiamo atto, ma credo che ognuno si assuma la responsabilità di quello che ha fatto. Beh, vedremo cosa succederà ovviamente. Miceli, grazie insomma, per essere stato con noi, in bocca al lupo ovviamente, complimenti anche per i suoi risultati. No, dicevo, questa era una partita che a un certo punto sembrava andare verso il ballottaggio, poi c'è stato questo allungo di 2 punti percentuali in più verso Tranchida che insomma sembra evidentemente non lasciare
lasciare spazio a ulteriori speranze. Allora, grazie a Laura Spanò e al candidato Maurizio Micheli. Ritorniamo in studio, parliamo un po' di Catania, perché dicevo ci ha raggiunto Maurizio Caserta, di parola come sempre, di grande onore, di grande stile. Di grande stile, Maurizio Caserta, che ha affrontato insomma questa campagna elettorale anche qui, diciamo, tutta in salita, no Caserta? Adesso possiamo un po' sbottonarci diciamo, e commentarla tutta questa campagna elettorale. C'è due esponenti di peso del centrodestra, il sindaco uscente, insomma è una sfida, si presentava già difficile, subito in salita, no? Quando parlano i cittadini parlano sempre bene, hanno fatto questa scelta, ovviamente rispettabile, ci saranno ruoli diversi, la maggioranza ha il dovere di governare, l'opposizione ha il dovere di esserci e di vigilare. È fisiologia della politica e del confronto locale. Credo che noi abbiamo messo in campo un'offerta politica trasparente, chiara, dettagliata, gli elettori l'hanno valutata, dall'altra parte c'era un'offerta politica nota, nel senso che gli elettori hanno comprato un po' a scatola chiusa, in quanto si conosceva qual era l'offerta politica. L'avvocato Tarantino ha sempre fatto riferimento all'amministrazione precedente, quindi ha in qualche modo rivendicato un'assoluta continuità con il passato. Qualche giorno fa la Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a un modello Catania. Io non l'ho capito qual è il modello Catania, ma evidentemente gli elettori hanno capito meglio di me qual è il modello Catania. Però da qui in poi noi cominciamo un percorso che, come lei diceva, sembrava impossibile all'inizio. Ricordo che fino a settembre scorso il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre realtà più piccole erano ognuno per conto proprio. Siamo riusciti a mettere su una coalizione che ovviamente poi è risultata minoritaria, ma che ha mostrato capacità di proposta, trasparente, tutto alla luce del sole. Credo che questo sia una buona cosa per la città e certamente una buona cosa per questa coalizione, che comincia dall'opposizione in Consiglio Comunale. Senta Caserta, un paio di riflessioni. Abbiamo visto poco fa Cateno De Luca, diciamo anche nei messaggi che sono arrivati evidentemente da un elettorato di centrosinistra, qualcuno si interrogava se Caserta fosse il candidato giusto da contrapporre a questa macchina, a questo carro armato elettorale del centrodestra, come poi si è verificato. Probabilmente diciamo, un altro tipo di candidato poteva in qualche modo rosicchiare qualcosa. È una domanda che faccio a lei, o diciamo, lei che ha visto e che ha vissuto tutta la campagna elettorale, oppure diciamo, la vostra proposta insomma, con lei aveva questo stile, diciamo, prendere o lasciare in questo caso, no? Beh, la mia candidatura è stata decisa dai partner della coalizione, che hanno fatto un percorso di approfondimento per qualche mese e poi hanno deciso, dopo aver registrato una rinuncia, di proporre il mio nome. Non è stato scelto da nessun altro, quindi a questo punto la responsabilità è loro. Se hanno scelto ognuno poi con le sue... non mia. Lei tra l'altro poi in questa campagna elettorale, qui c'è Salvo Pogliese, Fabio Mancuso, poco fa ha sottolineato un aspetto del suo carattere, grande stile, ha detto Salvo Pogliese, perché diciamo lei non ha mai attaccato frontalmente, così come si conviene fare nelle campagne elettorali, no? Cioè l'avversario più forte si prende di petto, si attacca, magari anche qualche volta scorrettamente, proprio per far uscire magari fuori qualcosa e avvantaggiarsi. Lei, devo dire, ha mantenuto sempre questo stile che l'ha caratterizzata in tutto e per tutto, che la caratterizzerà probabilmente anche nella sua esperienza al Consiglio Comunale, così come l'ha caratterizzata nella sua prima esperienza, diciamo, di campagna elettorale, no? Quando da solo è sceso in campo contro anche lì esponenti diversi e ottenne un lusinghiero 13%. Insomma, questo è Maurizio Caserta, insomma, lo dico perché chi lo conosce sa com'è, quindi era inutile aspettarsi, diciamo, qualche entrata a gamba tesa, no Caserta? Cioè lei parla di contenuti, parla di cose reali, da buon economista, no? Cioè, la campagna elettorale è una cosa seria, l'amministrazione della città è una cosa seria, dovrebbe richiedere senso di responsabilità,
equilibrio. Le grida servono forse a conquistare qualche voto in più, ma certamente non servono a governare una città. Quindi io, come tanti altri, abbiamo cercato di disegnare un modello possibile, abbiamo cercato di individuare i mali della città, che sono tanti, che affondano radici lontane e vicine, abbiamo cercato di individuare gli strumenti per correggere quei mali e abbiamo anche disegnato un futuro desiderabile, che ovviamente è incerto, ma che va costruito. Questa è la caratteristica di quella proposta. Appunto, i cittadini e le cittadine catanesi hanno comprato altro, va benissimo ovviamente perché sono liberi di comprare quello che vogliono, noi continuiamo con questo stile che è di approfondimento, appunto perché l'amministrazione della città è una cosa seria, va fatta esponendosi, mai nascondendosi, mai scappando dai confronti, proponendo visioni, non difendendo semplicemente il passato. Tutte queste cose non sono state parte della nostra coalizione. Abbiamo appunto costruito con un programma che era pronto prima della scelta del candidato sindaco, come si dovrebbe fare, no? Come si dice sempre, prima i temi e poi le persone. Questo l'abbiamo fatto. Prima sono arrivati i temi, poi sono arrivate le persone. E questo è un percorso fisiologico, naturale, secondo me dignitoso e decoroso, e questo è il nostro stile. Questo è quello che offriamo alla città. Può darsi che un giorno la città apprezzerà questo stile e questa offerta. Allora, chiedo a Salvo Pogliese e a Fabio Mancuso, entrambi hanno fatto il sindaco, diciamo, con un'opposizione rappresentata da Maurizio Caserta, probabilmente si può anche lavorare bene, no? Perché insomma non è contrapposizione, cioè da un lato la maggioranza, dall'altro l'opposizione. Quando l'opposizione ha delle idee costruttive presentate anche come fa Maurizio Caserta, diciamo, con savoir-faire, con un certo stile, diciamo, con contenuti reali, ci si può discutere, non è un'opposizione urlata, no? Cioè, su questo si può costruire anche un dialogo, no, Pogliese? Ritengo proprio di sì, credo che la città abbia la necessità di un confronto leale, di proposte alternative rispetto a scelte che probabilmente non si andranno a condividere all'interno del Consiglio Comunale, ma con la lealtà che deve caratterizzare le persone per bene. Ognuno ha il proprio stile, io sono sotto questo aspetto molto simile a Maurizio Caserta, nel senso non ho mai fatto opposizione urlata quando ero consigliere comunale di Bianco, sindaco nel 97, non ho fatto colui il quale accusava il precedente sindaco del disastro nel quale ci siamo ritrovati a vivere con 1 miliardo e 600 milioni di debiti ereditati non certamente determinati. Ho lavorato ventre a terra per cercare di risolvere i problemi della città della quale sono visceralmente innamorato. Qualcuno prima di me inaugurava i semafori a Librino con la fascia tricolore, con nani, ballerine, con cotillon. Io probabilmente non ho enfatizzato quello che abbiamo fatto ventre a terra, salvando la città dal dissesto e dal disastro economico-finanziario, ottenendo dal governo giallo-verde la legge di conversione al decreto crescita del 27 giugno del 2019 con 520 milioni di euro di contributo a fondo perduto fino al 2044. Io ovviamente, notoriamente, non sono mai stato un esponente né della Lega, del Movimento 5 Stelle, insieme a Roberto Bonaccorsi, che continuo a ringraziare, abbiamo ottenuto un risultato eccezionale che ha salvato la nostra città. Abbiamo avviato un percorso di razionalizzazione delle partecipate, se ne parlava da 20 anni, nessuno l'aveva fatto. Abbiamo avviato progetti innovativi nel settore turistico che oggi vengono copiati a livello nazionale. Abbiamo determinato nuovi investimenti in questa città di valenza internazionale, penso a Enel Green Power con 500 milioni di euro di investimento, penso all'ST con $1 miliardo di investimenti, il loro bilancio in dollari, laddove abbiamo vinto la sfida competitiva con Milano, con Singapore e con Parigi, con altri investimenti, dei quali per opportunità non posso parlare, ma da 5 miliardi di euro in questa città. Ebbene, credo che abbiamo avviato un percorso molto difficile. I catanesi si sono espressi perché credo che sia oggettivo quello che ha detto Maurizio Caserta. Enrico Trantino, con la lealtà che lo caratterizza, da ex assessore della mia giunta, ha puntualmente detto non ha mai, come ha detto Caserta, non bisognava ha mai preso continuare
credo che sarebbe stato ovviamente inopportuno e ovviamente anche eretico nel momento in cui Enrico ha vissuto insieme a me, insieme a Sergio Parisi, a Barbara e a 1000 altri, Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto, le emergenze che abbiamo affrontato. I catanesi sono espressi e quindi credo, come ha detto Maurizio Caserta, che bisogna prendere atto del giudizio degli elettori. A Catania il 64% dei catanesi ha votato Enrico Trantino, chapeau, così come con la lealtà di sempre dico a Cateno De Luca che a Catania diciamo, è stato, tra virgolette, nettamente sconfitto rispetto a una campagna elettorale con uno stile diverso rispetto a Maurizio Caserta, e quindi a Catania ovviamente con il 3% del suo candidato credo che rappresenti un risultato assolutamente scandaloso, ma con lo stesso rispetto che nutro nei confronti dei cittadini di Taormina, chapeau per Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Credo che comunque da domani in poi bisogna lavorare per la nostra città e credo che il clima che si respirerà all'interno del Senato e della città sarà decisamente diverso rispetto a quello all'interno del quale mi trovavo a convivere, partecipando alle sedute del Consiglio Comunale. Ho 55 presenze in Consiglio Comunale, molte di più di quelle dell'ex sindaco del Comune di Catania, che poi è diventato consigliere comunale, e quindi ho sempre nutrito grande rispetto nei confronti del Consiglio Comunale. Io sono molto invidioso di Enrico Trantino per quello che troverà all'interno del Consiglio, con un'opposizione probabilmente dura, intransigente, ma assolutamente leale, a differenza di quello che è accaduto nel passato. Caserta. Siamo fuori dalla campagna elettorale, cioè riflettiamo, insomma, dialoghiamo in maniera serena. Secondo me un modo per descrivere questa città è che è malata, perché è malata, con indicatori sociali terrificanti, e però si dice che sta bene. L'avvocato Trantino nelle sue presenze pubbliche ha sempre detto che c'è una narrazione distorta della città. Forse lui la guarda da lontano la città, ma la narrazione distorta in realtà i cittadini di molti quartieri della città non la ritengono tale, perché soffrono maledettamente. Quindi se questa è una narrazione distorta, continuino così, a non vedere che cosa c'è fuori forse dai confini, dal quadrilatero della città. E se continuano così, non discuto delle questioni politiche, ma certamente la città non migliora. Gli indicatori sono scadenti. I tassi di disoccupazione sono sempre gli stessi, non vediamo questo flusso di investimenti consistente, le grandi ferite della città stanno tutte lì, Corso Martiri, Basti per tutte, la metropolitana si è bloccata. Però Caserta, scusi se la interrompo, può essere che i cittadini hanno riconosciuto nel voto a Enrico Trantino, diciamo, un'azione avviata proprio da Pogliese che è rimasta in qualche modo per evidenti e per varie ragioni, diciamo, incompleta. Avevano magari sposato l'idea di Salvo Pogliese, poi per varie vicissitudini questa azione non è stata completata. Allora hanno dato fiducia anche a Enrico Trantino in continuità, cioè non per forza nell'accezione, come dice lei, negativa di questa continuità. Ora io cerco di... siamo qui per interpretare. Certamente non possiamo discutere di ciò che è evidente. È evidente che gli hanno dato fiducia e gli elettori hanno sempre ragione. Su questo non ci sono dubbi. Detto questo, perché ormai il risultato è conclamato, c'è da discutere sulla città. E la città è in gravissime difficoltà, ha dispersione scolastica, asili zero, inondazioni, fogni a cielo aperto, la lista delle ferite è infinita. Poi non sarà responsabilità di Salvo Pogliese, non sarà responsabilità di Enrico Trantino, ma che la narrazione che tanti hanno dato della città sia distorta è onestamente una falsità. Bene, allora, noi dobbiamo andare in pubblicità. Caserta, grazie per essere stato con noi, complimenti, perché poi alla fine ha ottenuto un 27% circa, adesso poi vediamo alla fine su quanto si attesterà. Più di Bianco 5 anni fa. Più di Bianco, esatto. Prese il 26. Stavo che prese il 26. L'unica cosa che volevo dire prima del professore, il centro-sinistra si è salvato con la candidatura del professore Caserta. Adesso vedremo le liste, perché secondo me è andato ben oltre. Se non ci fosse stato il professore Caserta, l'offerta politica non esisteva
e tutto quello che ha raccontato in modo eccellente in campagna elettorale il professore Caserta, non c'era nessuno che poteva interpretare bene quella città. Noi dovemmo ascoltare tutto quello che c'è stato in campagna elettorale e tutte le criticità che ancora oggi vuole confermare il professore, che noi attenzioneremo, ma ricordiamoci che Salvo Pogliese è stato sindaco con 2 anni di Covid. Ricordiamo che Salvo Adesso ne parliamo, Pogliese, scusa, perché dobbiamo andare in pubblicità e devo liberare volevo anche dare questo merito al professore. Tu un attimo, andiamo in pubblicità. Chiedo scusa, mi ho già sentito licenziato. No, assolutamente no, per carità, anzi quando vuole la ospiteremo, anzi la inviteremo. Prima di andare via però qualche vignetta di Totò ce la guardiamo, no? anche per sorridere, no? In qualche modo. Totò, non essere troppo, perché io ti conosco, non essere troppo cattivo, per favore. Cattivo io. Vai. Siete voi che fate le cose, io sono... Allora, partiamo dalla prima. Caserta chiama Trantino, volevo congratularmi, ma figurati se non fosse stato per te. Sei uno sei uno S. Allora, continuità Pogliese Trantino. Complimenti Enrico. Sì, ma ora piglia a scupa. La spazzatura in tanti ce lo dicono, vogliamo sapere. E l'ultima, che è un grande classico della politica, insomma, quando si comincia? Hanno detto che da domani inizieranno a lavorare. Ma lo avevano detto anche ieri per oggi e l'altro ieri per ieri. Adesso glielo facciamo vedere a Trantino questa vignetta, gliela chiediamo a lui, ma quando è questo domani? Quando è? Tra un poco sarà con noi Enrico Trantino. Allora, Maurizio Caserta, grazie, buon lavoro in Consiglio Comunale e ovviamente che sia da stimolo perché credo che i problemi della città davvero siano evidenti, credo che serva l'intento di tutti. Grazie, ci fermiamo, pubblicità, poi Enrico Trantino. Rientriamo in diretta per la nostra maratona elettorale. Abbiamo visto un po' quello che sta succedendo. Allora, 4 comuni, 128 comuni al voto, qualcuno l'abbiamo dato. C'è interessante quello che sta succedendo da Cireale, insomma tra un po' vedremo anche qualche dichiarazione raccolta dalla nostra Giusy Lazzara da Barbagallo, che andrà al ballottaggio con Garozzo, è rimasto fuori Nicotra e il candidato del centro-sinistra che è arrivato addirittura al 4° posto. Questa Cireale, che è una piazza importante seppur non capoluogo di provincia. Negli altri capoluoghi di provincia Tranchida ce la fa a Trapani, sul fil di lana riesce a superare Miceli. Tranchida, sindaco uscente del centro-sinistra, supera il candidato del centrodestra. E poi a Siracusa ballottaggio Messina Italia, questo dovrebbe essere ancora, eccolo qua, vediamo la grafica in schermo, tutto schermo, ancora sono pochissime le sezioni scrutinate, però insomma i dati che ci arrivano da Siracusa, questi sono quelli ufficiali, i dati che ci arrivano su Siracusa sono ben più confortanti su questi numeri, quindi Italia contro Messina, dove Messina è in vantaggio. E qui chiedo subito, insomma, a Salvo Pogliese che sta facendo le campagne elettorali, insomma, in tutta la Sicilia, si dice che questa polarizzazione su questi 2 nomi potrebbe favorire il sindaco uscente a questo punto, o no? Mi auguro di no, ovviamente. Il ballottaggio rappresenta una partita completamente aperta, si riparte da 0-0, ma dobbiamo prendere atto che Messina è arrivato primo all'interno di questa competizione elettorale. Non sarà certamente semplice, ma io sono assolutamente fiducioso. Vediamo che succederà. Ritorniamo ovviamente a riparlare di comuni. Ce l'ha fatta Peppe Cassì a Ragusa con percentuali plebiscitarie, ce l'ha fatta a Catania Enrico Trantino, con anche lui con percentuali davvero entusiasmanti. Arrivano alla spicciolata le sezioni, qua sono 39 su 336, Trantino sopra il 60%, al 62%, più di Pogliese quando fu eletto sindaco, che ce lo fece col 53%, quasi 53%. Trantino, benvenuto intanto, congratulazioni, adesso lo possiamo dire che è il sindaco di Catania? No, fino a quando non è definitivo, fino a 336, no. Non ce la facciamo stanotte? No, non si può sapere mai, mi sa che non ci sia poi una remontata.
È ripuntato, insomma, mi pare complicato, però va bene, diciamo, prendiamo atto di quello che ci dice. Allora, prima di parlare con Enrico Trantino dobbiamo andare, credo, a Trapani, perché c'è Tranchida, l'abbiamo chiamato, regia mi dia conforto ovviamente se il collegamento con Tranchida c'è o se è saltato, o se possiamo continuare ovviamente. Allora andiamo avanti, perché è caduto il collegamento con la nostra Laura Spanò. Allora, Trantino, ha sentito prima Maurizio Caserta, insomma, mentre era dietro le quinte? No, non l'ho sentito perché sono arrivato pochi istanti prima. Insomma, con grande stile Maurizio Caserta ha detto: i catanesi, il voto degli elettori è sovrano, i catanesi hanno scelto insomma, la proposta di Enrico Trantino. È innegabile però che questa città in qualche modo è malata, ha dei mali da curare, quindi insomma su questo bisogna adesso concentrarsi, e questo ho chiesto anche a Salvo Pugliese che ha fatto il sindaco, a Mancuso che ha fatto il sindaco. Probabilmente anche con un'opposizione di questo tipo si può lavorare bene, no? Per lei che ha vinto, ma insomma anche per il dialogo che poi ci deve essere fisiologico in Consiglio Comunale. Assolutamente. Se dovessi essere sindaco. Se dovessi essere sindaco, innanzitutto non ci saranno toni trionfalistici, perché non si tratta del mio successo, della mia vittoria, della vittoria della coalizione, del successo della coalizione, si tratta semplicemente di un punto di partenza che con grande senso di responsabilità dobbiamo a questo punto portare avanti per consolidare un rapporto con la città che ha bisogno di una comunanza di interessi, di una comunanza di energie, perché da sola l'amministrazione non ce la può fare. Allora è chiaro che il dialogo con l'opposizione diventerà indispensabile, ma per coinvolgere tutta la città, per coinvolgere i cittadini, perché noi purtroppo abbiamo questa vocazione al disfattismo a Catania, che dobbiamo superare attraverso una riappropriazione di uno spirito identitario che probabilmente è venuto meno negli ultimi 15 anni. Quindi è il momento di stabilire un nuovo rapporto con i catanesi, che dovrebbero amare più spesso la città e non solo il 5 febbraio o se il Catania sale di serie. Quindi dicevo che il rapporto con l'opposizione sarà prezioso, saranno ammesse e ben accette tutte le critiche, perché la critica aiuta a crescere, il dissenso, talvolta anche la polemica, purché non ci siano posizioni strumentali, perché su quello chiaramente sarò intransigente, nel senso che laddove ci sono rivendicazioni per la città io sarò pronto ad ascoltarle, laddove ci saranno invece rivendicazioni per pochi interessati io là ovviamente mi metterò di traverso. Senta, ha già individuato, diciamo, io non mi piace neanche la domanda cosa sarà, cosa farà, qual è la prima cosa che farà, diciamo, perché credo sia una domanda abbastanza strumentale, però dico, ci sono delle linee di indirizzo che un sindaco deve avere, che è chi si appresta a governare una città difficile e importante come Catania. Tra l'altro, lo diciamo per i nostri telespettatori, è su questa partita non solo si è scommesso molto, diciamo, politicamente, Fratelli d'Italia, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, guardo Salvo Pugliese che è coordinatore regionale del partito, ovviamente Enrico Trantino che è rappresentante di questo partito. Su questa partita, diciamo, ci sono gli occhi puntati di tutta Italia, perché Catania ovviamente è la città più importante, non capoluogo d'Italia in generale, e questa era la partita più importante di queste elezioni amministrative. Diciamo, chi si appresta, chi si siede, chi vuole insomma governare questa città certamente si mette davanti 2 o 3 cose fondamentali da fare subito e individua come farli. No, questa è una risposta che ci chiedono in tanti, Trantino. Mi piace farla adesso perché insomma lei non è venuto al confronto con gli altri sindaci, il tempo contingentato probabilmente penalizza anche le proposte di tutti, nessuno escluso, però era ovvio, no, che insomma lei era già il favorito in partenza. Quindi le chiedo, diciamo, che cosa si è messo davanti, diciamo, sulla sua scrivania, sulla sua lavagna, sul suo tablet, quali sono le 2 o 3 direttive da intraprendere subito, la visione, insomma, molti chiedono qual è la visione. Sarebbe stato irresponsabile non arrivare già preparati nel caso in cui si fosse stati eletti. Pertanto io ho individuato già 2 o 3 priorità. La prima, la più urgente di tutti, parlare con i tecnici, con i dirigenti che si occupano delle risorse dei piani integrati,
che il sindaco Mancuso ben conosce avendo combattuto una battaglia insieme, su questo per verificare lo stato dell'arte, comprendere a che punto siamo con il rispetto di quel cronoprogramma estremamente puntuale e incessante entro il quale noi dobbiamo finalizzare tutto quel che ci viene chiesto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Interni, comprendere quindi se stiamo rispettando questo cronoprogramma ed eventualmente intervenire in modo drastico laddove ci fossero le possibilità per evitare di perdere anche un solo euro. Contemporaneamente vorrò parlare con, sempre se sarò eletto sindaco, vorrò parlare con le ditte che si sono aggiudicate l'appalto per comprendere cosa non va, che cosa si può rimediare e cosa dobbiamo fare, perché non è più consentita questa condizione di degrado che si vive in città con queste micro discariche a ogni dove, e alcune cose, perché molto dipende dalla noncuranza, se non per non dire altro, dei cittadini catanesi, ma molto dipende anche dal rapporto che deve essere instaurato con queste ditte, perché non è neanche ammissibile che ciascuno nel porta a porta lasci i rifiuti in mezzo alla strada per essere poi raccolti dopo 2 o 3 ore, nell'arco del qual tempo i turisti hanno tutto il tempo per vedere questa mostra non certamente esaltante. Fare le di quel foto, che c'è. Open to meraviglia. Esatto, esatto. A quel punto io mi auguro che si trovi un'intesa anche con gli amministratori di condominio per trovare delle soluzioni alternative rispetto a quelle che si stanno praticando. E poi c'è il terzo macro problema, che è quello della sicurezza. Io già nei giorni scorsi avevo parlato con il ministro Crosetto, l'ho detto in più occasioni, al quale ho chiesto l'invio di alcuni militari o la dislocazione di ulteriori carabinieri, oltre alle forze dei carabinieri, perché tutta questa microcriminalità, che è molto impattante sul territorio, ovviamente si appropria di fette della città che sono sprovviste, sono sguarnite di istituzioni. Nel momento in cui mettiamo noi dei militari in divisa a girare per queste parti del centro storico in particolare, inevitabilmente dissuadiamo chi pensa che il territorio sia cosa propria per tutte le scorribande e gli atti di vandalismo che sono quelli che poi fanno male alla città. Famoso deterrente, no? Quindi la sicurezza in questo caso anche affrontata sotto questo punto di vista. Certo, io mi auguro anche che ci sia la collaborazione e la pazienza dei cittadini, che non vorrei che già qualcuno dice già da 2 ore il sindaco ancora non vicinente, non è sindaco, da 2 ore potrebbe essere esatto. Cioè, quindi alla fine diciamo, Trentino, questa storia della sicurezza insomma davvero ha fatto, come dire, fa riflettere, perché insomma diciamo, qua è una situazione culturale, lo abbiamo detto tante volte, allora un attimo, mi chiamano, le faccio la domanda sulla sicurezza, continuiamo sulla sicurezza dopo, perché c'è il sindaco di Trapani, continua ad essere sindaco di Trapani, Laura Spanò, correggimi se sbaglio, Giacomo Tranchida. Buonasera Tranchida. Aspetta che non la sentiamo. Laura, ci sei? Ecco, adesso abbiamo Laura. Buonasera Tranchida. La vedo provato. Aspetta, perché si sta muovendo la telecamera in maniera un po' ballerina, ecco. Allora, Tranchida, la vedo stanco, provato. Ci sentite? Sì, prego, vai Laura. È una fatica immensa che continua. Servire meglio una città con i problemi che ci stanno non è cosa semplice. Allora, poco fa questa è la sesta elezione. Sì, questa è la sesta elezione, 2 a Valderice, 2 a Erice, 2 a Trapani. Proprio per questo ho detto che uno è provato, insomma, da una vita che corre come sindaco, dai, di là delle battute. Allora Tranchida, diciamo, lei ha vinto questa partita elettorale, faccio subito una domanda al sindaco Tranchida. Ovviamente le opposizioni non solo hanno criticato la formazione delle sue liste, i suoi supporti, diciamo, i suoi supporter in questa campagna elettorale, ma hanno detto la vittoria di Tranchida non è una vittoria perché aveva un'armata alle spalle e è riuscito a superare il 40% solo per il rotto della cuffia. Con la legge elettorale che c'è in tutta Italia non sarebbe diventato sindaco. Ma guardate, il fatto che uno riesca a coinvolgere tante donne, tanti giovani e tanti uomini e non vuoti simboli, confondendo le elezioni amministrative come se fossero voto politico, eccetera, credo che sia un merito. La democrazia parte dal popolo, parte dalle persone. Dunque avere la capacità
di coinvolgere tante persone, raccogliere oltre 5.000 firme per presentare le liste, io non so con quale concetto questi abbiano un po' un'idea della democrazia, penso che sia un valore aggiunto o no? Questo ce lo dirà ovviamente il tempo. Qua si è parlato insomma di partita un po' nebulosa, è stato detto questo, il suo avversario non ha usato mezzi termini nei confronti per esempio dell'assessore Turano, che ha sostenuto in qualche modo con qualche suo candidato la candidatura. Ma la lista Trapani tua era già con me nel 2018, ha attuato un pezzo di programma assieme. Ne attueremo un altro pezzo. Il mio avversario, proprio riferito a questo, invece di nebuloso e di fangoso, oserei dire, ha usato altri strumenti in questa campagna elettorale. Non ha parlato di un progetto di governo della città, per la città, ma ha fatto un'azione politica contro di fatto la persona e penso che i trapanesi gli abbiano risposto. Allora, qui c'è con noi Salvo Pogliese, il nuovo forse sindaco di Catania Enrico Trantino e Fabio Mancuso del Movimento per l'Autonomia. Allora, qualcuno vuole fare qualche domanda a Tranchida, Pogliese, insomma, avete visto la storia? No, non credo ci sia bisogno di questo. Anche lì la storia di Trapani, devo dire però è stata una partita interessante questa di Trapani, fino all'ultimo, insomma adesso... Una candidatura civica, immagino, così come l'ha raccontata il sindaco, a cui vanno i nostri auguri e dove naturalmente anche parte del centrodestra ha voluto sostenerlo secondo quella che è una logica di continuità. Rispetto a questo c'è una riflessione politica che noi del centrodestra dobbiamo farla, perché ci sono state delle dichiarazioni, soprattutto della Lega, che ci hanno spiazzato sia nel momento della scelta e anche successivamente, dove le assicurazioni erano altre, però alla fine il territorio, soprattutto nelle amministrative, scelgono il candidato. In questo caso hanno scelto quel candidato con cui hanno governato 5 anni e mi sembra una scelta anche di coerenza. I fatti politici sono altri, quindi vanno gli auguri al sindaco eletto. Mi dispiace queste dichiarazioni che vengono dall'una e dall'altro lato, che appunto non parlano di politica, questo fa male a tutta la politica. C'è anche da dire, c'è anche un fattore fortunato nel prefisso, Tranchida, Trantino, il passo è breve. Io intanto faccio gli auguri al collega, mi auguro che a prescindere dalle sponde politiche, dalle sensibilità politiche di provenienza, si riesca a fare fronte comune su una battaglia che interessa il Mezzogiorno, il Meridione, la Sicilia e che riguarda, sapete meglio di me, tutto questo tema dei trasferimenti e delle risorse finanziarie al sud, perché qui non ci si può inventare l'una né a Catania né a Trapani, dunque al di là della storia politica individuale penso che ci sia un pezzo di strada che dovremmo fare tutti assieme. Beh, questo è importante, ha detto una cosa importante, mettete insieme, perché voi sindaci siete la forza veramente di questo paese, lo dico a Mancuso che è sindaco, lo dico a Pogliese che è stato sindaco e ha capito quanto è stato importante insieme al movimento dei sindaci portare la propria voce nelle sedi istituzionali. Ovviamente lo sa anche Enrico Trantino, che in quella giunta era assessore. Tranchida, Laura, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, se no salutiamo Tranchida, gli facciamo l'in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza. Io ormai lasciamo Tranchida festeggiare, perché qua c'è un popolo che lo attende, così come tutte le altre occasioni di elezioni amministrative. Tranchida è il nuovo sindaco, ecco, e quindi bisogna anche dargli anche la possibilità di festeggiare con i suoi elettori. Va bene così, grazie. Ciao, Tranchida. Buon cammino a tutti. In bocca al lupo e congratulazioni per questa riaffermazione. Allora, rientriamo in studio, avevamo aperto il capitolo sicurezza, no? L'idea della sicurezza in città secondo Enrico Trantino, se dovesse diventare sindaco Enrico Trantino diventa sempre scaramanticante, però mi sembra che i dati ormai, tra l'altro adesso faremo anche un ragionamento con Mancuso e Pogliese sulle liste, no? Sul consiglio comunale. Credo che l'opposizione si è ridotta veramente ai minimi termini. Guarda come sorride, ci dispiace. Credo 6 consiglieri su 30, no? 6 conti. Ancora è presto per fare queste proiezioni, ma certamente sarà limitata nel numero, questo è un dato oggettivo. Vabbè, ma noi abbiamo fatto un lavoro che abbiamo regalato
al governo regionale e nazionale un sindaco serio, un sindaco preparato, un sindaco che conosce la città. Ora chiediamo alla Regione e a Roma soprattutto, al governo nazionale, che questa città diventi veramente un riferimento come città europea. Non bastiamo noi, non bastano i consiglieri comunali, non basta tutto lo sforzo che può fare Enrico per rimettere i conti a posto, perché questo lo dobbiamo fare, non basta lo sforzo con tutti i finanziamenti extra regionali e extra nazionali, serve una mano d'aiuto. La sicurezza è sicuramente un argomento che il sindaco può affrontare, ma lo deve affrontare col governo nazionale. Lo stesso quello dei rifiuti e lo stesso quello che riguarda tutta una serie di condizioni e di azioni che riguardano tutte quelle che sono le attività economiche della nostra città. Quindi Catania deve guardare, come ha detto Enrico, in questa campagna elettorale ad essere una capitale europea, ma non basta assolutamente lo sforzo della politica locale. Noi abbiamo regalato un grande risultato, speriamo che questo grande risultato sarà ricambiato dal governo nazionale e regionale. Allora Trantino, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, quindi pochi istanti, ritorneremo, ovviamente parliamo di questa questione della sicurezza. C'è un numero, lo dico ai nostri telespettatori, chiedo alla regia di mandarla in onda, 342 745 5005 è la nostra linea WhatsApp, ecco subito prontissima, alla quale potete scriverci, scriveteci solo dei messaggi di testo, non mandateci messaggi vocali, video, telefonate, perché non possiamo rispondere, possiamo leggere certamente i vostri messaggi. Abbiamo qui Enrico Trantino, quindi se volete potete a caldo fare anche voi delle domande per rendere insomma anche la trasmissione, come dire, questa linea già diretta con il nostro pubblico e con chi ovviamente è interessato ai temi della politica. Pubblicità, poi torniamo. Rientriamo in diretta, speciale elezioni amministrative 2023, puntata speciale del Punto, in diretta su Antenna Sicilia e Telecolor. Abbiamo raccontato la giornata insomma frenetica da tutti i comuni con i nostri inviati, e qui con noi Enrico Trantino, forse prossimo sindaco di Catania. Ridiamo e scherziamo, ma ovviamente i dati sono stranamente, cioè veramente questa storia della lentezza dei dati è imbarazzante, cioè davvero è imbarazzante. L'ultima volta alle regionali abbiamo dovuto aspettare quante settimane per avere il dato definitivo, perché mancavano i dati di Siracusa. Cioè in una società che parla di intelligenza artificiale, dove anche i più piccoli maneggiano smartphone, tablet e telefonini, dove la rete, le autostrade diciamo come dire, di rete, di fibra attraversano ormai tutto il mondo, noi ancora siamo lì con il fogliettino nel seggio elettorale, prendi, porta, accompagna, insomma. Trantino, guardo lei, insomma, in questa cosa mi sembra un alieno, veramente. No, assolutamente, anche se vogliamo aggiungere pure gli investimenti nel campo del digitale, certo, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Veramente incredibile. Quindi noi abbiamo quante sezioni? Ne abbiamo, me l'hai ridata la grafica giornata di Catania, chiedo alla regia, vediamo a quante sezioni siamo arrivati ufficiali, ufficiali, 46 su 336. Sale però la percentuale di Enrico Trantino, questo gli potrà fare piacere. Quindi questo significa che non possiamo neanche fare la conferenza stampa domani mattina, perché non è certo che avremo il dato definitivo. No, non è detto, perché poi vedremo cosa succederà durante la notte. Non ci sono state segnalazioni di cronaca, come avviene spesso in queste elezioni, dei seggi, quindi a parte a San Cono credo che ci sia stata una colluttazione, hanno sospeso lo spoglio per una colluttazione a un seggio, diciamo, non si erano messi d'accordo i rappresentanti di lista. Allora, Trantino, torniamo ovviamente al tema su cui ci siamo lasciati poco fa, la sicurezza. Ecco, è il tema in questo momento. Mi consente, desidero appunto puntualizzare una cosa che molto spesso sfugge ai catanesi, perché io ho parlato molto battuto sul tema della comunicazione. Catania è la terza città in Europa per insicurezza percepita. Cosa significa la percezione? La percezione chiaramente è il risultato di tutto quanto una serie di indici di comunicazione che martellano su un solo argomento. Se io dappertutto dico Catania insicura, è chiaro che viene percepita come insicura. Se però per un attimo
ricorriamo al fermo immagine, facciamo un flashback e dovessi chiedere qual è il momento che i catanesi ricordano come florido nella nostra storia, molti probabilmente mi parlerebbero del 93. Nel 93 c'erano più di 100 morti ammazzati l'anno, una quantità di furti, scippi e rapine ben più considerevole di quelli che ci sono oggi. Cosa voglio dire? Che oggi non c'è la microcriminalità, c'è ed è estremamente fastidiosa, ma non ha quei livelli di invasività, recrudescenza e nello stesso tempo allarme che aveva allora. In cos'è che però ha funzionato? Il fatto che all'epoca il messaggio era positivo e quindi la gente aveva una diversa percezione, di nuovo torna percezione. E allora se noi lavoriamo sul campo della condivisione, è chiaro che a quel punto possiamo creare un clima più favorevole. Il clima più favorevole significa anche un desiderio di azione verso delle prassi di cambiamento, verso delle pratiche più virtuose che possano veramente fare la svolta di questa città. Trentino, però dico, io quegli anni li ho vissuti, non mi ricordo che smontavano addirittura i fanali dalle macchine per andarsi a rivendere, dico, no, c'è anche una criminalità che si è aggiornata, certo, in qualche modo, assolutamente. E certamente. Allora io vado, dico, guardi, solo una questione, la domanda è solo una questione di narrazione, secondo lei? No, sto dicendo questo qui. Ripeto, c'erano reati molto più gravi del furto dei fanali. Il furto dei fanali dà fastidio perché molte volte colpiscono i turisti, colpiscono persone che certamente sono quelle che più patiscono questa condizione, ma vorrei anche, ecco, se vogliamo, forse sono anche un po' più irruento in quello che sto per dire. La sicurezza la cura il prefetto con le altre forze di polizia. C'è anche da dire che il questore di Catania ha fatto una scelta di campo ben precisa rispetto al suo predecessore, perché il suo predecessore cercava di colpire il crimine nelle sue manifestazioni, diciamo, basiche, quelli senza casco, i posteggiatori abusivi, e in qualche modo limitava il circuito criminale. Questo questore, che è bravissimo in campo investigativo, invece ha orientato la sua azione verso altre direzioni. Probabilmente forse è il caso di interrogarci se non tornare a quel tipo di modulazione praticata da chi è venuto prima, perché c'è qualcosa che sta venendo a mancare. Sempre più gente senza casco, e sempre più gente senza casco è l'immagine plastica della indifferenza. Quindi, ma non certamente possiamo pensare che provvedono i 120 vigili urbani di Catania sui 900 di cui abbiamo bisogno. E allora ci vuole qua, ognuno deve recitare il proprio ruolo, deve fare la propria parte, questore, prefetto, guardia di finanza, carabinieri, comune, il sindaco innanzitutto, nel chiedere la convocazione del comitato di sicurezza e individuare quali soluzioni concertare per dare una risposta adeguata. Allora, io vedo dietro le quinte il direttore della Sicilia Antonello Piranio, che adesso facciamo accomodare perché evidentemente ci ha portato qualche prima pagina, almeno, adesso lo guardo dietro, tra poco lo facciamo anche accomodare. Totò, scegliamo un po' il clima, che c'è qualche vignetta per Trentino. Sì, dai, devi essere questa qua. Equamente cattivo come sei stato. Ma sì, sì. Mi futteni i fanali e me ne sono accorto adesso. A me mi futteno mia moglie e me ne sono accorto dopo 10 anni. Toto, abbiamo un'altra? Certo, come no? Allora, aspetta che questo è quando si comincia, ieri, piglia scupa, questa l'abbiamo vista. Un attimo che stai combinando. Vabbè, torno da te tra un po'. Ecco qua. Vabbè. Ci sono quartieri così degradati che puoi venire colpito da un proiettile mentre stai per essere colpito da un proiettile. Aspetta, ripeto, ci sono quartieri così degradati che puoi venire colpito da un proiettile mentre stai per essere colpito da un proiettile. C'è proprio... Però ce n'è una che dobbiamo fare vedere perché subito Trentino ci tiene, questa qua, Trentino sindaco all'ultima scheda. 6 al 63%, 62 per la questura, 61 all'Eurospin. Nessuno mai le sa queste percentuali, no? No, ma queste le sapremo, secondo me, le sapremo presto. Grazie Totò. Allora, andiamo in pubblicità perché siamo indietro con una pausa pubblicitaria. Tra un po' facciamo accomodare, salutiamo un attimo, salutiamo Enrico Trentino. È stanco Trentino, no? Sono informissimo. No, aspetta, allora fatemi fare due domande di quelle, diciamo, un po' più leggerine a Enrico Trentino. L'abbiamo detto poco fa quando si è collegato dal comitato elettorale, è riuscito, e questo gli fa il dispetto a papà, è riuscito dove papà non è arrivato, uno che è riuscito a fare praticamente tutto, no?
Sì, erano tempi completamente diversi. Erano le prime elezioni dirette nel 1993, ancora eravamo un movimento sociale italiano, non c'era stata la confluenza in Alleanza Nazionale, si veniva fuori dal cataclisma, dal terremoto della Prima Repubblica che transitava nella Seconda, c'era tanto disorientamento, quindi il voto era un voto molto umorale. All'epoca mio padre si candidò, non arrivò al ballottaggio. Certamente non mi piace che si dica il rivincito o altro, oppure si alluda a film tipo Scusate il ritardo, nulla di tutto questo. Infatti ho detto oggi ad altre testate giornalistiche che in tema di coincidenze mi piace anche ricordare che 51 anni fa e 12 giorni fa io mi affacciavo, bambino abbastanza facioccone, dal palco di Piazza Università per la prima volta per un comizio di mio padre alle politiche del 72 con una bandierina, proiettando il mio sguardo smarrito da bimbo curioso su una città che oggi lo sta accogliendo forse come suo primo cittadino. Senta Trantino, lei al confronto è venuto, però abbiamo fatto anche, come dire, delle domande un po' più come dire, introspettive all'uomo, no? Le ha fatte Guglielmo, che è la catanesità fatta persona. Allora aveva chiesto lei a tutti i candidati, citando Seneca, c'è la virtù, l'uomo, il politico, e aveva chiesto a tutti i candidati quali sono diciamo, la tua debolezza e la tua, come dire, la tua virtù, giudicati in qualche modo. Su questo penso che sarebbe interessante scoprirlo dal futuro sindaco di Catania. La mia debolezza è che ho tanti difetti, il mio pregio è che so di avere tanti difetti e lavoro soprattutto su quelli, nel senso che da un po' di tempo a questa parte preferisco non giudicare nessuno, concentrarmi su un giudizio autocritico per provare a migliorarmi. Non dico che non ci riesca sempre, però mi sta servendo tantissimo, perché diciamo che ho un continuo confronto con me stesso. Io da quando mi sono proiettato in nuove dimensioni esistenziali, da quando ho fatto per esempio la maratona, ho capito come il vero confronto è con se stessi. A quel punto, se vuoi migliorare, devi cercare di proiettare quel che c'è di te, la tua anima, il tuo cuore, oltre l'ostacolo. E questo, se vogliamo agire introspettivamente, mi serve tanto. Poi naturalmente credo, ecco, questo è un merito che mi riconosco, credo che di avere un cuore grande, di essere un passionale, ma nello stesso tempo riesco a rimanere freddo quanto basta per guardare quello che mi sta attorno. Dopodiché sono probabilmente un enorme complesso di difetti. Evviva la sincerità. Senta, l'ha chiamato qualcuno dei politici, diciamo? Ma guardi, purtroppo non sono stato in possesso del mio telefono, che mi è stato sottratto da 4 ore. Da chi? Da chi? Da Barbara Mirabella, che oramai devo denunciare, sta gestendo la mia vita nelle ultime ore. Anche sua moglie sua moglie deve passare, deve prendere appuntamento con Barbara. No, mia moglie purtroppo è complice di Barbara, quindi in questo vanno benissimo insieme. L'unica telefonata che sono riuscito ad avere con amici romani, con Ignazio Lorussi e Adolfo Urso. Hanno chiamato, questi vi siete sentiti? Questi sì, non so se ci sono state altre chiamate perché non ho potuto vedere. Penso proprio di sì. Chi c'è stato? C'erano state moltissime chiamate, io ho ricevuto molte richieste di numero di Enrico Trantino da parte di vertici. E rispondeva a Barbara Mirabella. Allora Trantino, l'ultima domanda: quali sono state le due persone che diciamo, l'hanno aiutata, diciamo, sono state più preziose in questa campagna elettorale? Diciamo? Una ce l'ha detta, penso sia Barbara Mirabella, solo perché teneva. Una l'ho detto perché Barbara non è una donna e non è un'imprenditrice, è una macchina da guerra che impiega dai 3 ai 10 secondi per dare una risposta su tutto. Quindi l'altra persona è probabilmente mia moglie, che mi è stata accanto aiutandomi, sorreggendomi, supportandomi, cercando anche di comprendere le mie intemperanze laddove ci siano state, sebbene però un po' di festa nel frattempo al comitato. Sebbene mi abbiano però fatti i complimenti, perché sono stato abbastanza serafico, calmo e senza mai eccedere nei toni. Senta, 2 donne, ha citato 2 donne, chiederà ai partiti di dare, eccole qui, stiamo vedendo la festa, se la sta guardando pure lei. Con mia moglie. Eccola qua, l'abbraccio con sua moglie. Che cosa stavate festeggiando, dico, visto che non è ancora sindaco? Stavamo festeggiando il fatto che ci avevano appena comunicato il prezzo della sala e devo dire che è stato abbastanza conveniente. Abbastanza conveniente. Questo è mio figlio. Anche lì, questa per la prossima festa, diciamo. Ha fatto un pacchetto unico. Sì. Tutto. Senta, ci ha parlato di 2 donne, chiederà ai partiti di mettere. Io non sono, diciamo, per
come dire, donna uguale competenza, cioè non guardo la competenza a prescindere, uomo-donna, però chiederai ai partiti di mettere delle presenze, insomma, di donne nella sua prossima giunta, visto che alla presentazione non ci sono state donne. Assolutamente sì, io credo che la donna, ora a prescindere poi da competenza o meno, comunque abbia una marcia in più nell'individuare le soluzioni ai problemi, quindi credo che ci siano le premesse. Io mi auguro che non sia solo una donna come prevede la legge, ma che si vada verso un numero sufficiente per essere supportato in questa dura esperienza. Senta, una volta una persona mi ha detto, dice, guardi, dice, i partiti hanno delle personalità, delle eccellenze, degli uomini migliori che tengono per le occasioni buone. Dico, chieda questi ai partiti, magari si faccia dare delle ottime uomini e donne, perché questa città ha bisogno davvero di uomini e donne. Allora, congratulazioni. No. Per che cosa? Per la sala, per il prezzo della sala. Enrico Trantino, grazie per essere stato con noi. Ci faccia sapere quando finirà poi questa telenovela. Va bene. Grazie a voi. Grazie Enrico Trantino. Andiamo in pubblicità, poi prima pagina del giornale, altri ospiti eccetera, sempre nella nostra lunga maratona elettorale, sempre qui su Antenna Sicilia e Telecolor, dopo la pubblicità. Rientriamo, il punto speciale elezioni amministrative 2023, questo è uno stop maratona elettorale su Antenna Sicilia e Telecolor. Continuiamo, abbiamo ospitato anche nei nostri studi Maurizio Caserta e Enrico Trantino, i due principali competitor della campagna elettorale a Catania, della corsa a sindaco di Catania, e con i risultati che abbiamo visto e che rimanderemo tra un po' in grafica aggiornati. Saluto Antonello Piranio, direttore della Sicilia, qui ci ha raggiunto. Antonello, prima di andare a Siracusa da Angelo Gagliano, che credo sia dal sindaco uscente Francesco Italia, un commento. Non ho avuto giornalisti in questa lunghissima maratona elettorale. Sei il primo e credo probabilmente il più qualificato. Allora. Il centrodestra ha un vento che soffia forte, si fa ciclone in alcune zone del paese, la luna di miele evidentemente non è finita, voglio dire, né è ipotizzabile che finisse proprio qui in Sicilia, che non è l'Emilia Romagna, ma anche nelle Marche, Ancona, voglio dire, il centrodestra vince e vince anche in maniera netta. In Sicilia era abbastanza prevedibile, a Catania forse più che altrove. Io credo, non so quante volte gli è stato detto, ma credo che a Enrico Trantino vada detto buon lavoro come prima parola. No? È nell'interesse di tutti avere un'amministrazione salda, forte, equilibrata, che abbia una prospettiva almeno quinquennale. È la stagione del PNRR, è la stagione di risorse importanti, Catania non può più rinviare. Catania, come tante altre città chiaramente, ma parliamo della nostra città, Catania non può più rinviare determinate decisioni, scelte, deve avere un passo deciso, e averlo con l'amministrazione è importante. Ma io sono convinto, l'ho detto in alcuni incontri che ho avuto con i 7 candidati sindaci, un sindaco, anche se fosse Nembo Kid, e nessuno è Nembo Kid, deve avere dietro una città. Qua accanto c'è Salvo Pugliese che ha avuto questa esperienza di sindaco a Catania. Io credo che Catania debba veramente farsi un esame di coscienza e accompagnare, al di là delle divisioni, delle idee, delle visioni eccetera eccetera, deve accompagnare il proprio sindaco, che è il sindaco di tutti, deve accompagnarlo nella quotidianità, quindi nel rispetto delle regole, nell'aiutare chi ha la responsabilità, l'onore e l'onere di indossare questa fascia tricolore, deve accompagnare questa persona che si è scommessa, accompagnarla nella quotidianità, non nelle grandissime scelte. Qui non si decide se fare il ponte o meno, qui si deve decidere se una città è vivibile o non vivibile, e questi sono concetti che appartengono a tutti noi che la abitiamo, che la viviamo. Il sindaco aspetta altre responsabilità, aspetta saper intercettare bene questo lineo unico, con questa corrispondenza di vedute, di appartenenze con Palermo e con Roma. Ha anche questo vantaggio, se questo può costituire un vantaggio, ha sicuramente questa doppia opportunità di avere un dialogo, immagino privilegiato, sia con Palermo che con Roma.
alla città tocca fare il resto. La Meloni l'ho detto proprio a Catania il giorno, diciamo, del suo comizio, tra l'altro questa prova muscolare di Piazza Università, no? Con il Premier, il Presidente del Consiglio che viene a fare un comizio per un candidato sindaco, qui non stiamo parlando di elezioni regionali o addirittura di altro tipo di elezioni, un sindaco, quindi insomma per quanto possa essere ristretta la platea è certamente sintomatico, no? Un segnale. Ha detto durante il comizio, Enrico Trantino avrà ovviamente le porte aperte, lo aiuteremo tutti il governo. Devo dire, l'hanno detto tutti e tre i leader, insomma è un'occasione da cogliere, no? A prescindere. Assolutamente, devo dire, aggiungo anche che non ce l'ha avuta questa che Enrico Trantino ha, voglio dire, anche il pregio di saper ascoltare, e quindi credo che per un sindaco ascoltare le istanze della città sia fondamentale, e quindi buon lavoro. Non so, ripeto, quante volte gliel'hanno detto, quante volte gliel'avete detto, però ritengo sia fondamentale in questo momento, nell'interesse di tutti, augurare buon lavoro a chi ha vinto queste elezioni. Guarda Antonello, sono arrivati 1 milione di messaggi ovviamente che non possiamo leggere, ovviamente tra tantissimi di congratulazioni a Enrico Trantino. Tanti hanno detto: dite all'avvocato Enrico Trantino di ascoltare la città, non solo una parte di città ma tutta la città, tutti i quartieri, perché ogni quartiere ha le sue richieste. Una città grande come Catania ovviamente vive anche i quartieri, lo sa Salvo Pogliese, che ovviamente ha incontrato nella sua attività di amministratore i quartieri, no Pogliese, diciamo, guarda da un'altra prospettiva. Noi abbiamo Salvo il Senato della Repubblica, abbiamo Nello Musumeci, Ministro della Repubblica, conoscono esattamente le criticità di questa città. Questa grande forza non dobbiamo assolutamente perderla per strada, questa è un'opportunità unica per tutti i catanesi, e io ritengo che Salvo, Nello, ma tutti quelli, Mallio, tutti quelli che hanno oggi responsabilità di governo e parlamentare daranno quella mano che il direttore diceva, fare sentire Catania dei catanesi, e questo lo possiamo fare solo con un programma che viene sostenuto, lo ripeto, sia dalla Regione che da Roma, perché le aree urbane hanno 5 miliardi e entro il 30 giugno dobbiamo fare la programmazione 21-27. Su Catania non saranno 5 miliardi, ma saranno tante risorse che possono risollevare questa città, è una scommessa. E io credo che poi la nuova riforma, insomma le elezioni della provincia restituiranno, diciamo, anche un'amministrazione attorno alla città di Catania, sgraveranno di responsabilità del sindaco che si potrà occupare di Catania, ma insomma sarà importante anche avere una provincia coordinata. Pogliese, e poi, prego. Io vorrei fare alcune riflessioni coerentemente con quello che ha detto il bravissimo direttore Piranio e Fabio Mancuso. Enrico ha un'occasione irripetibile, che è quella di avere assoluta sinergia col governo regionale e col governo nazionale. Io per la prima volta racconto in diretta, caro direttore e caro Luca, quello che io ho vissuto nei mesi precedenti al decreto crescita in conversione il 27 giugno del 2019, laddove il sindaco della nona città d'Italia ha cercato di contattare per 10 volte l'unico ministro catanese, una tale Grillo, così mi è stato riferito. Ho parlato col capo della segreteria tecnica, ho parlato col capo di gabinetto, ho parlato col capo ufficio stampa, non sono stato mai in grado di parlare col ministro catanese, quindi della mia città, a prescindere dalle appartenenze, per affrontare un dramma non del sindaco Pogliese, ma di tutta la città. Se non si fosse affrontato, grazie alla sensibilità paradossalmente dei 2 ministri o viceministri lombardi, Matteo Salvini e Stefano Candiani, e devo dire di Laura Castelli, noi non avremmo risolto un problema drammatico che avrebbe avuto refluenze drammatiche per 6 mesi in questa città, laddove non avevamo un euro in cassa, e per 6 mesi, se non si fosse approvata quella legge, non avremmo potuto pagare stipendi a 5.000 famiglie di questa città, ai 2.200 dipendenti di allora, ai dipendenti delle partecipate, ai dipendenti delle cooperative sociali, con le refluenze drammatiche che anche il più scarso economista avrebbe potuto immaginare. Ebbene, il sottoscritto, ripeto, non ha ricevuto il rispetto istituzionale nei confronti di un ministro della mia città. Enrico Trantino avrà la deputazione
siciliana, catanese, avrà il premier con un filo diretto con Giorgia Meloni, i ministri Musumeci, Adolfo Urso, e quindi credo che sarà davvero un'occasione irripetibile che la nostra città non si può lasciare sfuggire. Antonello, prima di salutarti. Saliranno con la prima pagina altri colleghi. Ci mancherebbe. Allora guarda, facciamo così, ti faccio ascoltare Gagliano un secondo da Siracusa. Gagliano, ecco la linea, c'è il direttore Antonello Piranio, Salvo Pogliese, Fabio Mancuso. Che succede là? Dove sei? Buonasera da Siracusa, proprio quando arriva qui Francesco Italia, sentite questi applausi, sono proprio per lui, e Francesco Caudullo in questo momento sta andando a prendere l'abbraccio dei suoi sostenitori. Francesco Italia che si è fatto attendere per tutto il pomeriggio. Devo dirvi intanto per quanto riguarda i dati che assolutamente non ci sono ulteriori aggiornamenti dall'ufficio elettorale del comune di Siracusa, non arrivano indicazioni e c'è grande cautela, ci si muove con grande circospezione perché come ricorderete nel 2018 ci furono diversi presidenti di seggio che poi andarono a giudizio, e quindi c'è grande circospezione, c'è grande attenzione per diffondere i risultati elettorali. Abbiamo visto le immagini dell'arrivo di Francesco Italia che stiamo aspettando a momenti qui nella nostra postazione, credo anche al nostro collega Francesco Aloi di intercettarlo prima che possa entrare all'interno del comitato elettorale, e lì magari poi avrà un confronto con i suoi più stretti collaboratori, ma abbiamo già detto, più volte sottolineato che domani sarà una giornata fatta di valutazioni e magari di future alleanze per i due sfidanti al ballottaggio. Mi riferisco a Messina e a Francesco Italia. A lui adesso andremo a chiedere evidentemente se ci sono delle indicazioni, se arrivano delle indicazioni a proposito di possibili apparentamenti nel corso della campagna elettorale che si concluderà fra 2 settimane per il ballottaggio. Vediamo un po' se riusciamo ad intercettare Francesco Italia, perché capiamo che anche i nostri tempi non possono essere chiaramente lunghissimi, allora cercheremo di fare più in fretta possibile. Ci ha promesso che la prima tappa, proprio arrivato qui al comitato, sarebbe stata proprio qui da noi, e noi stiamo cercando in qualche modo di portarlo ai nostri microfoni. E ribadiamo, Luca, lo dico a te, lo dico anche agli ospiti che sono in studio con te, c'è questa grande difficoltà ad avere notizie, informazioni sui dati veri, reali. Ci sono dei dati perché poi i comitati si affidano chiaramente ai rappresentanti di lista, e qui devo dire a Siracusa c'è un sistema particolare che è quello relativo ai voti che vengono attribuiti in ogni singola sezione, senza però andare a prendere le sezioni, cioè praticamente voto su voto viene assommato agli altri, e arrivano questi dati che confermano comunque che Messina è intorno al 32%, con Italia che oscilla tra il 24 e il 25%. Attendiamo ancora qualche momento prima di avere il sindaco uscente, chiaramente Italia, e che comunque lotterà, si batterà e sfiderà Messina per il ballottaggio che si terrà esattamente fra due settimane qui a Siracusa. È stata comunque una campagna elettorale che ha messo di fronte 8 competitor e come abbiamo più volte sottolineato, forse il fatto che probabilmente Edi Bandiera abbia corso per conto proprio in qualche modo ha danneggiato forse la campagna elettorale del centrodestra. Allora facciamo una cosa, io non so se Francesco Caudullo mi può seguire, no, resta lì Francesco, se tu resti lì lo facciamo tutto in diretta e vado direttamente io da Francesco Italia, così evitiamo evidentemente che il
il sindaco uscente, ecco, grazie Francesco, sta facendo un'operazione particolarissima, ci scusiamo per le immagini che sono un po' sporche, però a questo punto è fondamentale che noi insomma ci avviciniamo, perché altrimenti non riusciamo poi a chiudere questo nostro collegamento qui da Siracusa. Stiamo aspettando evidentemente che si concluda questa intervista, avevamo appuntamento, avevamo praticamente precise indicazioni che sarebbero state da noi insomma il primo intervento, invece evidentemente poi un posizionamento diciamo diverso rispetto al precedente collegamento ci ha impedito evidentemente di poter raccogliere le impressioni di Francesco Italia subito appena arrivato qui al suo comitato. Avete sentito più volte però gli applausi dei sostenitori, e sono tanti, devo dire, non è tardissimo, abbiamo superato le 10:30 da poco qui a Siracusa, ma la città vive davvero, sta attendendo evidentemente adesso quelle che sono le indicazioni che arrivano dai due competitor principali. Abbiamo già sentito Messina poco fa proprio davanti al suo comitato elettorale, adesso cerchiamo di carpire quelle che sono le prime impressioni, le prime indicazioni di Francesco Italia, che in questo momento rincorre il suo sfidante, e vediamo un po' di poter sentire le sue parole. Ricordiamo che è stata una competizione che ha messo di fronte 8 candidati, grazie al sindaco Francesco Italia. La telecamera eccola lì, sindaco. Allora, diciamo subito che è un risultato probabilmente un po' a sorpresa per lei, sperava forse in qualche cosa di diverso in questo primo turno? No, io non potevo sperare di meglio, avevamo uno squadrone di presidenti della regione, ministri, ex primi ministri, segretari di partito. Invece noi abbiamo parlato alla città, abbiamo parlato a viso aperto, al cuore dei nostri cittadini. I cittadini hanno risposto, la loro risposta ci fa battere il cuore, continueremo a lavorare per loro e affronteremo le prossime settimane esattamente con lo stesso spirito. Quindi devo dire che sono veramente felice, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno consentito questo risultato. Sindaco, il suo avversario, che è Messina per il ballottaggio, dice che la città in qualche modo ha dato un segnale perché lei in questo momento si trova dietro. Ma io non so che segnale abbia dato, mi risulta, io non ho visto i dati, che il candidato che parla credo che abbia preso parecchi punti in meno delle proprie liste, quindi prima di parlare di segnali si guardasse i segnali a casa propria. A questo punto però bisogna necessariamente guardare avanti e guardare al ballottaggio. Come vi ponete rispetto anche agli altri candidati che in qualche modo possono apparentarsi con voi? Ma noi chiaramente, io dovrò confrontarmi con tutta la squadra che proprio ha consentito di arrivare a questo risultato, e noi ci rivolgiamo a tutta la città, quindi ovviamente abbiamo un enorme rispetto di coloro che hanno fatto un'altra scelta al primo turno. Siamo consci che sarà una bella sfida, ma noi daremo sempre la preferenza a un atteggiamento nei confronti della politica, che è quello che abbiamo sempre avuto. Nessuna strategia specifica, ma il piacere e, per quanto mi riguarda, il dovere di parlare ai cittadini a viso aperto al cuore della città e dei cittadini, più che ai loro partiti. Italia, lei conosce bene la macchina amministrativa perché insomma è stato sindaco fino a qualche ora fa, adesso bisognerà aspettare il ballottaggio, però c'è un ritardo incredibile per l'approvvigionamento dei voti, dati ufficiali che non arrivano dal comitato elettorale. C'è ancora paura per quanto è successo nel 2018? No, nel 2018 mi fa piacere che mi faccia questa domanda, perché purtroppo in questa campagna elettorale delle vergognose accuse di brogli elettorali che sono state smentite sia a livello amministrativo che a livello penale, nessuno ha parlato. Spero di tutto cuore che chiunque vincerà il turno successivo non vedrà l'altra parte politica inventarsi qualunque cosa pur di impedirgli di governare. Ecco, perché questa sì è stata una delle pagine peggiori della politica siracusana, forse anche siciliana, e spero veramente che ce la possiamo tutti lasciare alle spalle. D'accordo, un messaggio alla città? Continuate a credere nelle persone che in questi anni hanno difeso la città da aggressioni esterne, dal Covid e da ogni tentativo di strumentalizzazione. La città
è il luogo in cui batte il cuore. Il mio cuore non batte né a Palermo né a Roma, ma batte a Siracusa, e con il mio spero che battano tantissimi altri cuori. Grazie al Sindaco d'Italia per questo suo intervento. Cosa dirà adesso ai suoi più stretti collaboratori e che sono qui fino a quest'ora? Gli dirò grazie. Grazie e buon lavoro, perché ancora c'è tanto da lavorare evidentemente in vista di questo ballottaggio. Certo, buon lavoro anche a voi. Ciao, arrivederci, Grazie, gentilissimo per essere stato con noi. Adesso direi che almeno per il momento da Siracusa è veramente tutto. Grazie per essere comunque rimasti con noi. Restituisco la linea a Luca Ciliberti e ai suoi ospiti in studio. Abbiamo sentito anche Francesco Italia. È tutto da Siracusa. Grazie Angelo Gagliano, devo dire questi colleghi sono straordinari, veramente sono stati sul campo a battere tutte le piazze calde da questo pomeriggio, anzi da stamattina, perché ovviamente sono arrivati in zona, hanno preso i contatti, insomma si sono organizzati tutto il lavoro. Complimenti a tutti i colleghi che stanno lavorando e che hanno lavorato in precedenza a questo speciale elezioni amministrative 2023. Antonello, prima di lasciarti, allora intanto vediamo se Totò devi fare una vignetta per Antonello Piranio, cioè, prova a pettinare, devi fare la vignetta per Antonello Piranio. Allora abbiamo dato un po' il senso, no, di questa tornata elettorale. Tu hai parlato anche di educazione, insomma, dei catanesi, insomma, che devono anche in questo caso, per quanto riguarda Catania, sforzarsi un po' di più. C'è però ovviamente un malessere diffuso in questa città, e questa città deve avere risposte adesso, ora mai più, no Antonello? Questo più. sì, è il tempo delle analisi. Questo qui, la tornata elettorale, come mi insegnate, non dura la notte delle elezioni, sarà il tempo di fare il riconteggio dei voti, il conteggio, la collezione degli eletti e le figurine sotto. In redazione c'è un'intera redazione che sta lavorando su 28 pagine già oggi su Domani e altrettante domani su Dopodomani, proprio per cercare di dare tutti gli elementi possibili. Qualche elemento di riflessione più a freddo credo che riguarderà anche gli equilibri all'interno della giunta regionale. C'è il caso Trapani, dobbiamo vedere che effetti avrà questo fatto che Tranchide è stato rieletto con l'appoggio di un'area vicina a un assessore che è in carica con il centrodestra. Mancuso domani è da schifare, dice rivocate Turano, e quindi c'è qualcosa, voglio dire, probabilmente da andare a riaggiustare, ma ti ripeto, questo sarà il tempo dell'analisi. La prima analisi è quella che il centrodestra vince ancora, vanno benissimo i candidati che parlano alla città. A Ragusa il candidato uscente, il sindaco uscente Peppe Cassì, proveniente che è stato eletto 5 anni fa con i simboli del centrodestra, ci ha rinunciato, ha fatto una scelta diversa e ha stravinto il 66%, quindi voglio dire, credo che ci sia questa doppia indicazione: il civismo, quindi il saper parlare alla città, essere parte della città e non dentro un palazzo, e un centrodestra che ha ancora una prova che ha offerto ancora una volta una prova muscolare non indifferente. Credo che una riflessione si imponga anche in casa Dem. Il centrosinistra ha ottenuto un risultato pesantissima oggi. Mi riferivo proprio a quella. C'è una resa dei conti che è stata rinviata dopo le regionali e che adesso credo che in qualche maniera dovrà essere rimessa al centro della loro attenzione sicuramente. Certo, l'analisi certamente deve essere in casa Fronte Progressista, certamente in casa del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che mi dicono, insomma, anche con le liste non stia andando affatto bene. Allora Totò, c'è questa vignetta, dobbiamo liberare Antonello. Ci sto lavorando. Ci sta lavorando, ma allora dobbiamo salutare. Allora me la mandi per mail. No, ma che? Dai, la stiamo vedendo in itinere, in costruzione. Ok. Come faccio a combattere con tutti? Testata giornalistica. Ride, guarda, ride. Va bene, questa la voglio, grazie. Velocissimo. Tanto abbastanza somigliante, dai. Bravo Totò, ce lo dividiamo. Ce lo dividiamo ormai da anni con grande piacere. Totò, grazie. E allora, Antonello Piranio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci fermiamo, pubblicità, dopodiché mettete mani ai vostri telefoni, non te ne puoi andare. Mettete mani ai vostri... Domani dovrei partire alle 6 del mattino.
Martino importa, Verrone, però va bene così. Mettete mani ai telefonini perché adesso vogliamo sapere i numeri, le liste dei vari comuni, ci chiedono un sacco di notizie. Belpasso, come sta Belpasso? Come è finita Ha vinto Belpasso? Caputo, alla grande. Ha vinto Caputo, contenti o no? Contentissimi. Noi sì. Insieme alla grande. Il gatto alla volpe, fantastico. Noi sì. Va bene. Mancuso, ci intendiamo. Pubblicità e poi facciamo un po' di piccoli comuni. Grazie Antonello Pirati. Allora rientriamo in diretta nell'ultima parte del nostro speciale, la nostra lunga maratona elettorale partita poco prima della chiusura delle urne e che vi ha raccontato insomma tutte le partite, quelle aperte, quelle che si sono chiuse, quelle che restano aperte anche per i ballottaggi in Sicilia nei principali comuni al voto, con lo sforzo dei nostri inviati sul campo. Tutto quello che ci hanno raccontato, le dichiarazioni a caldo, abbiamo sentito praticamente tutti in anteprima, anche le agenzie di stampa hanno cominciato a battere le dichiarazioni rilasciate appunto dai vari candidati attraverso le telecamere di Telecolor e Antenna Sicilia. Questo ci fa piacere, vuol dire che abbiamo reso anche questa volta e stiamo rendendo anche questa volta un servizio. Allora, c'era una partita e qui sono rimasti con me Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, esponente del Movimento per le Autonomie, e Salvo Pogliese, senatore di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Catania. C'è una partita aperta che è quella di Acireale, che è una partita tutta da interpretare perché insomma Acireale è come dire, grosso centro di interesse in provincia di Catania, ha la popolazione che praticamente è quella di una delle, diciamo, delle grandi città, dei capoluoghi in Sicilia, diciamo che insomma hanno più o meno la stessa popolazione, ed è una partita che andrà al ballottaggio. Leggiamo subito, lo stiamo vedendo in grafica, su 50 sezioni su 56 in questo momento è in vantaggio col 34%. Questo è più o meno, questo è quello che diciamo, i dati su cui si attesterà poi questa partita, perché mancano solo 6 sezioni. Quindi Barbagallo col 34,70% è al primo posto, Nino Garozzo al 26,62% al secondo posto, fuori dalla partita gli altri, seppur con percentuali diciamo lusinghiere, 21% per Nicotra e 17,51% per il candidato del centrodestra Fichera. Una partita tutta interna al centrodestra, quella tra Barbagallo e Nino Garozzo. Che partita è questa di Acireale? Mancuso e Pogliese, insomma una partita un po' strana, no? Dove si scontrano interessi, anche come dire monoliti della politica che insomma vivono e comunque da anni insomma, seguono la politica da Acireale. Mi riferisco in questo caso a Basilio Catanoso, che le conosce bene, e Nicola D'Agostino, che sostengono due candidati diversi, uno deputato regionale, uno insomma un lungo trascorso politico e dirigente di Fratelli d'Italia. Allora, Pogliese. Credo che Nino Garozzo abbia ottenuto un ottimo risultato. È opportuno ricordare a me stesso e a chi ci ascolta che Garozzo non si è autoproposto, è stato sollecitato da singoli cittadini, da movimenti civici, anche da alcuni partiti, in primis da Fratelli d'Italia, per candidarsi. Credo che abbia ottenuto un ottimo risultato e sono convinto che al ballottaggio una parte del centrodestra che ha sostenuto un altro candidato che ha ottenuto comunque un risultato assolutamente significativo, mi riferisco a Nicotra e mi riferisco al Movimento per le Autonomie, possa trovare le ragioni dello stare insieme accanto a una persona per bene, un ottimo amministratore, un ottimo professionista, quale certamente Nino Garozzo. Quindi credo che il ballottaggio possa sovvertire l'ordine di arrivo di questa prima tornata. Quindi ancora insomma siete speranzosi voi di Fratelli d'Italia di averla più che speranzosi. Ingoribile ottimista Pogliese, complimenti. Allora sentiamo le dichiarazioni quindi di Barbagallo e di Garozzo raccolte dalla nostra Giusy Lazzara. Questo è Barbagallo, il primo. C'è una certezza, andiamo al ballottaggio, credo contro l'avvocato Garozzo. Intanto noi siamo contenti del risultato che abbiamo raggiunto, siamo intorno al 35% e ringrazio tutti i cittadini che ancora una volta ci hanno votato, ringrazio tutti coloro che si sono spesi e candidati e la città tutta, e fra 15 giorni continueremo diciamo,
il ballottaggio insieme all'avvocato Garozzo e speriamo di vincere naturalmente. Senta, ma lei non si sente un po' un avatar della politica, soprattutto qui in ambito locale? La sua esperienza precedente e poi anche ora, durante la campagna elettorale, un avviso di garanzia. Insomma, lei è un po' resiliente in questo suo impegno? No, vabbè, devo dire che l'esperienza è stata interrotta dopo 4 anni, è stata un'esperienza bellissima. Quelli sono fatti che risolveremo in maniera diversa attraverso quello che è la legge che noi rispettiamo. La politica e l'amministrazione è un'altra cosa. Siamo sereni, continuiamo questo percorso che abbiamo avviato. La città ci vuole bene, ci conosce, sa come abbiamo amministrato dal 2014 al 2018 e quindi se vorranno sceglierci fra 15 giorni siamo qui. A chi chiederà apparentamento fra Nicotra e Nicotra poi diventa l'ago della bilancia? Secondo lei chi sceglierà poi fra voi due, fra Garozzo e lei, che comunque andrete al ballottaggio? Ma questo dovrebbe chiederlo a Nicotra, non sicuramente a me. Chi preferirebbe lei? Tra chi? Tra Nicotra e qualcun altro? Ma io non preferisco nessuno, dobbiamo vedere se i programmi da qui a breve, se i programmi possono collimare, avere degli obiettivi comuni per la città, ma ripeto, ancora siamo a caldo, non so, mi sembra anche scorretto da un punto di vista. Nicotra è una bella persona, un ottimo candidato, sta correndo ancora e vedremo, è troppo presto. Allora, sentiamo in sequenza subito Garozzo allora. Il dato sembra consolidato, in ogni caso il ballottaggio era l'ipotesi più probabile e si è verificata, perché al di là poi delle contrapposizioni della campagna elettorale vi sono dei confini netti che poi è difficile valicare. Noi siamo molto contenti obiettivamente del risultato, abbiamo fatto una campagna elettorale dando una certa priorità anche non solo in termini programmatici ma anche nel modo di condurla. Per il resto mi auguro che ci siano molti elettori che vorranno fra 15 giorni andare a votare per partecipare alla scelta del futuro sindaco, perché il ballottaggio è una partita totalmente diversa. Senta, questa è stata una tornata elettorale amministrativa segnata da che cosa? Gli ex sindaci per Acireale, lei, Barbagallo, Nicotra, insomma con chi si sente più vicino? Ovviamente Nicotra è il suo sfidante, però per esempio, Barbagallo scusi è il suo sfidante, ma Nicotra potrebbe diventare veramente l'ago della bilancia in questa sfida e soprattutto nella sua coalizione c'è Fratelli d'Italia, c'è la Democrazia Cristiana, ma c'è anche il Movimento di De Luca, insomma sono anime diverse che si conciliano poi. No, tutte queste anime non sono affatto diverse e si conciliano perfettamente con una candidatura a sindaco che è la mia, che non ha bandiere di partito e che è scesa in campo proprio per dare unità e sintesi alla coalizione. C'è prima l'Italia, che è una delle liste fondamentali, e 2 liste civiche. Non è questo il punto politico da analizzare. Il punto politico da analizzare è tutto ciò che ci può portare a dare una proposta migliorativa alla città alla luce del sole, come abbiamo fatto sinora. Abbiamo fatto una campagna elettorale di verità, di correttezza e quant'altro, non verremo meno certamente in questa fase di ballottaggio. E questo era Nino Garozzo. Sorrido perché ci arrivano dei dati, no, delle sezioni di Catania, queste ve le leggo, su 53 sezioni scrutinate finora, sul totale di 336, solo in 2 Caserta sorpassa Trantino, via Plebiscito e via Santa Maddalena. Al momento. Al momento. Al momento dice sì, però c'è una sezione in via Monserrato dove l'avvocato Peppino Libera supera tutti e prende 425 voti contro i 200 di Caserta e i 7 di Trantino. Pensate a questa cosa, insomma un po' curiosa, no? Insomma, gli altri... Assolutamente irrealistica. Gli altri sono davvero, che gara fanno poi insomma questi candidati outsider, insomma sono, come dire, testimonianze, no? Insomma proposte, quando si fanno insomma queste candidature, Mancuso. È una proposta appunto di libertà rispetto alle proprie idee, senza confrontarsi con la società civile, perché queste candidature che sono autodichiarate, autoalimentate, autoproposte, poi alla fine non hanno nessun ritorno sotto il profilo
elettorale, non è la prima volta, però questa è la democrazia, ognuno poi è chiaro, vuole guai se non fosse rappresentare così. quello che vuole. Devo dire che io seguivo simpaticamente su TikTok sia Lanfranco che Peppino Libera, a cui mi lega un affetto che va oltre, diciamo, la politica, quindi anche divertente i loro interventi, però qui c'è bisogno di ben altro e ben altro è arrivato. Quindi. Allora, andiamo a vedere un po', ve l'ho chiesto prima, mettete mano ai vostri telefoni, come stanno andando le liste, perché questo è diciamo, il dato che poi interesserà e che domani sarà oggetto di analisi per capire la composizione del Consiglio Comunale. Cioè, sono troppo poche le sezioni, però insomma un segnale arriva, Mancuso, Pogliese. C'è un equilibrio, c'è un equilibrio dei partiti, diciamo, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, oscillano tra il 15 e il 10%, anche Grande Catania ha un bellissimo risultato, poi ci sono le liste, chiamiamole minori, sempre del centrodestra come la Democrazia Cristiana e i Popolari Autonomista, che è la nostra seconda lista, che superano sbarramento, quindi diciamo che c'è un equilibrio in Consiglio Comunale che naturalmente avranno... La partita politica è sul testa-c'è, che arriva prima, no? Tra voi del centrodestra. Ma io non credo che poi alla fine il Consiglio Comunale sarà quello che determinerà il rilancio di Catania. No, però per gli assessori, no? Per la composizione della giunta, anche per quello sì, sicuramente un primato, questo equilibrio, ma se rimane questo equilibrio qui, mi pare che c'è equilibrata anche la giunta, se tutti rimangono su queste posizioni mi pare che non ci saranno grandi scostamenti. Avete detto poco fa bene voi, sia Enrico che tu, qui bisogna dare al sindaco Trantino della qualità sulla scelta degli assessori. Speriamo che tutti quanti facciamo questo sforzo. Allora, facciamo un po' di riepilogo anche dei piccoli comuni, no? Per esempio voi Fratelli d'Italia avevate una candidatura autonoma su Mascalucia, che è un altro grosso centro, l'Interland catanese, com'è andata? Ma ad oggi i dati certamente non sono entusiasmanti, nel senso che Francesco D'Urso Somma con grande generosità si è candidato, siamo arrivati terzi, la lista ha ottenuto un buon risultato, ma ovviamente ha vinto il sindaco uscente Vincenzo Magra. Aveva tante liste attorno, no? Aveva molte liste di partito e civiche e gli elettori di Mascalucia hanno premiato il suo fatturato politico amministrativo di questi 5 anni. Abbiamo ottenuto un eccezionale risultato a Biancavilla con Antonio Buonanno, gli ultimi dati lo quotano al 79,8% dei voti. Numeri è un dato eccezionale, se dovesse superare l'80% il sindaco di centrosinistra non otterrebbe nemmeno un seggio all'interno del Consiglio Comunale per se stesso, sarebbe un risultato eccezionale. Fabio Mancuso è amico del mio fraterno amico Antonio Buonanno, anche perché ovviamente è sindaco di un comune limitrofo, Adrano, e quindi in realtà me lo aveva pronosticato in maniera puntuale questo risultato. Io ero un po' più pessimista e quindi un risultato eccezionale di cui bisogna prendere atto. Stessa cosa è accaduta a Gravina, sono due giovani 75% dei consensi, Massimiliano Giammuzzo, e permettetevi di dire avere l'ex presidente provinciale giovanile ai tempi del PDL Antonio Buonanno e l'ex presidente universitario di AN Massimiliano Giammusso oggi essere riconfermati con risultati bulgari è motivo di grande orgoglio anche per chi come me è stato una sorta di fratello maggiore di Massimiliano e di Antonio. E poi abbiamo vinto alla grande a Belpasso con Carlo Caputo all'interno di un comune dove vi era in realtà una spaccatura all'interno del centrodestra. Fratelli d'Italia, il Movimento per l'Autonomia hanno sostenuto la candidatura di Carlo Caputo, in primis con l'onorevole Giuseppe Zitelli. Siamo felicissimi di questa importante vittoria. C'erano altri comuni che andavano al voto col proporzionale, un altro grosso centro. Sant'Antonio? Sant'Antonio in provincia di Catania, Piazza Armerina. Dai dati di 2 ore fa si prospettava un ballottaggio fra il candidato centrosinistra e Santa Maria. Santa Maria, Piazza Armerina, il sindaco uscente Nino Cammarato ha ottenuto un ottimo risultato, ripeto i miei dati sono fermi a 2 ore fa, credo del 34%, ma ovviamente si andrà al ballottaggio. Comiso, il sindaco uscente Maria Rita Schembri che abbiamo ascoltato 1 ora e mezza fa ha stravinto.
C'era Priolo pure, un'altra partita, insomma, dove il ministro Urso ha lavorato tanto per salvare l'ISAB, insomma c'era un sindaco uscente sui generis, Pippo Gianni. Pippo Gianni, ripeto, le mie notizie sono ferme a 2 ore fa ed era in vantaggio di una manciata di voti, però ribadisco, non so se con lo spoglio... Quali altre partite interessanti c'erano, Mancuso, su, diciamo, in generale in provincia di Catania? C'erano piccoli comuni. Buonanno 83,6%. alla grande, alla grande. Siamo a numeri. Grazie di questa bella notizia che l'ho fatta. Assolutamente. Dico, c'erano altri comuni, anche piccolini, insomma, dove si giocavano alcune partite, diciamo, Maletto ha vinto un candidato che ha sconfitto Pippo De Luca della lista De Luca, e il candidato della Lega, dove è andato peraltro Salvini a trovarlo, ma ha vinto Capizzi con un grande risultato. Non serve la presenza a volte. Sì, a volte non portano, diciamo, fortuna. E poi altri comuni piccoli, vince Vasta, che è un risultato per Catena De Luca, il deputato regionale. Vasta, tra l'altro, ha una storia particolare, no, questo candidato. Era deputato regionale, poi c'è stato ricorso, poi è tuttora in attesa però ora è anche sindaco di riposto, e questa è una novità, quindi da tenere conto che non si vince con grande, cioè, Sud chiama Nord solo con De Luca, ma ci sono anche dei giovani che effettivamente il risultato lo portano a casa, sempre diciamo nei piccoli centri, perché nei grandi centri, se non c'è la coalizione, è chiaro che De Luca scompare, così come è successo a Catania. E poi altro candidato, mi pare a Piedimonte vince il centro-sinistra con Ignazio Puglisi, viene riconfermato, e Sgroi vince mi pare in un paese vicino a Riposto, ora non ricordo esattamente qual è. Indiscrezioni sulla prossima giunta a Catania, insomma, voi avete certamente diciamo, delle proposte, dei nomi, eccetera. Diciamo, cosa proporrete al sindaco Trantino, diciamo, per conto e nome di Fratelli d'Italia, ovviamente per conto del Movimento per ovviamente, intanto lo facciamo nomi. Caro Luca, facci godere questa vittoria, poi mi viene da provocare il mio amico Salvo, ma loro già sono a posto, hanno il candidato sindaco, quindi non è che possono pretendere di grande più. Serenità per confrontarci in base ai dati elettorali, ma al di là delle battute, Fratelli d'Italia ritengo sarà la prima lista all'interno di questa competizione elettorale. La lista Trantino Sindaco viaggia con percentuali vicine all'8%, c'è stato un ottimo risultato del Movimento per l'Autonomia, anche di Forza Italia e di Prima l'Italia, anche del Movimento della Democrazia Cristiana, quindi credo che il centrodestra abbia dato grande dimostrazione di radicamento territoriale. Permettetemi invece un commento che fino ad oggi non è stato fatto rispetto a quello che è accaduto all'interno del centro-sinistra, dove ritengo oggi si registri la conclusione di un'esperienza politica all'interno di questa città, quale certamente è quella di Enzo Bianco, perché Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, componente del Comitato delle Regioni, ritengo ritornerà a vita privata, perché ovviamente non soltanto non è stato candidabile al Consiglio Comunale, non lo sarà per 10 anni, ma la sua lista che porta il suo nome ha conquistato ad oggi il 2,5%. Credo che questo sia un dato assolutamente importante che conferma la bocciatura degli elettori catanesi rispetto ad una proposta politica. Con grande coraggio ha continuato il suo percorso dopo quello che è accaduto all'interno della Corte dei Conti regionale, ma credo che i catanesi siano espressi in maniera inequivocabile. Arrivano un sacco di messaggi, di saluti, ci seguono, ovviamente sono interessati ovviamente alla partita di Catania, anche tanti catanesi che vivono al nord. C'è stata una polemica oggi pomeriggio, l'ha sollevata l'esponente del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, perché molti residenti nei comuni al voto, studenti o lavoratori, non hanno potuto votare perché appunto non avevano la possibilità di ritornare. Diciamo, un numero abbastanza importante, anche lì in qualche modo si poteva trovare una soluzione, no? Credo che ITA abbia applicato delle tariffe scontate, ma ovviamente rispetto al prezzo medio dei biglietti aerei da Roma e da Milano, ovviamente questo sconto non abbia indotto ad una riflessione aggiuntiva coloro i quali volevano tornare, ma per ragioni economiche non sono stati in grado di farlo.
Mancuso, questo è un tema, no? Cioè, secondo me bisogna superare anche questi limiti, queste distanze, perché insomma bisogna rendere il voto fruibile. Dico, al di là poi, questo è un tema che diciamo tutte le amministrazioni comunali, ma credo che sia un tema di interesse nazionale. Intanto mettere tutti nelle condizioni di poter votare e avere contezza, diciamo, di quello che sono i risultati in maniera veloce. Quindi diciamo, in America votano con la scheda elettronica, le cose eccetera. Ma poi ovviamente mettere in condizioni tutti di poter votare. Chi vuole rientrare a casa per votare deve poterlo fare senza essere, come dire, senza spendere un patrimonio, senza essere sarò magari fuori dal coro, ma in questi giorni che c'è questa, diciamo, grande eccitazione sul ponte sullo Stretto, io non sono molto appassionato. Speriamo che, come è successo, diciamo, poi il decreto sul ponte fa veramente arrivi in porto. Sono molto arrabbiato per quanto riguarda i trasporti, soprattutto quello aereo e il collegamento con la Sicilia, dove non si muove assolutamente nulla e il Ministro potrebbe fare molto di più. Io lo vivo anche in prima persona, ho 2 figli che non vivono in Sicilia e quando mi sposto per andarli a trovare o viceversa, naturalmente spendiamo una cifra molto importante. La seconda cosa, dove questo dibattito forse un po' surreale sul ponte, questa grande vittoria molto strana, sta allontanando invece il dibattito politico sull'autonomia, dove io ritengo che invece deve essere al centro del dibattito politico della Sicilia e anche partendo da Catania. E questo noi come Movimento per l'Autonomia lo faremo nei prossimi giorni, lo faremo con una grande manifestazione a metà giugno, perché riteniamo che dall'autonomia a quello che sono i trasporti, a tutta la logistica che oggi penalizza la Sicilia, deve essere nell'agenda del governo nazionale e soprattutto nell'agenda del governo regionale. Questa è una battaglia, diciamo, che come dire, caldeggia da mesi Raffaele Lombardo, no? Questa questione dell'autonomia differenziata, del regionalismo differenziato non siamo nella condizione di dire differenziato, non c'è nulla di differenziato. Noi naturalmente faremo una battaglia politica dove comune per comune vogliamo che i siciliani sappiano esattamente di cosa stiamo parlando, e sono certo che, salvo all'interno del Senato della Repubblica questo disegno di legge lo approfondisca, perché potrebbe essere un'ulteriore botta alla Sicilia, e poi, al di là che vinciamo le elezioni con questi numeri importantissimi, poi veniamo colpiti da un provvedimento che sicuramente rimpiangeremo se non lo difendiamo oggi. Io sono curioso di sapere se la Meloni ha chiamato Enrico Trantino. Io sarei curioso. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Ha risposto Barbara Mirabella. Allora invito a prendere posto, facciamo tutto in diretta. Alberto Cicero, eccolo qua, capo servizio della Sicilia, che ci ha portato la prima pagina. Eccola qua, abbiamo salutato poc'anzi Antonello Piranio, eccola qua, la prima pagina del quotidiano La Sicilia, tutti curiosi a vederla. Adesso vediamo se riusciamo a metterla anche in grafica. Certamente sì, eccolo qua. Alberto, intanto ciao. Stanchino, no? Dai, no, ancora è presto. Ancora è presto, insomma, eccolo qua. Allora, questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia che troverete domani in edicola, la prima pagina nazionale. Prego Alberto, a te il commento. È una prima pagina, intanto ecco, è un'anteprima perché è ancora in lavorazione, è quasi definitiva ma non lo è del tutto, ovviamente cerca di sintetizzare i temi che sono emersi nell'arco della giornata. Non è un lavoro ovviamente semplice, lo sappiamo, perché no? di temi ne sono emersi tanti, di numeri tantissimi. Domani i nostri lettori troveranno gli uni e gli altri, cioè i temi e i numeri, cercando di dare quanto più possibile complete queste informazioni.
Ovviamente sono ancora alcuni comuni, per esempio, sono indietro con lo spoglio, more solido, devo dire, questa è una cosa tipica siciliana. Anche ne abbiamo parlato tutta la serata, è una cosa incredibile. Ovviamente. Cioè, Enrico Trentino ha festeggiato praticamente sugli exit poll, cioè questo è arrivato al comitato elettorale, festeggiato sugli exit poll, che poi si sono, come dire, erano là, no? Cioè, insomma, era una questione di qualche punto percentuale in più e in meno, però insomma, quando le partite sono un po' più combattute, capisci che insomma, come si fa a capire? Faccio solo un esempio, quello di Valverde, dove il sindaco uscente sembrava vincente nuovamente e invece poi a un riconteggio è stato battuto dall'altro candidato, che tra l'altro era un suo ex vice sindaco, quindi una battaglia un derby, chiamiamolo un derby, e questo comunque fa capire come nei comuni più piccoli ovviamente è sempre un continuo divenire. Allora, andiamo a vedere, prima il titolo ovviamente a tutta pagina. Beh, il titolo ovviamente non può essere altro che questo, l'estrema sintesi è questa, la vittoria del centrodestra molto netta, a parte che nel capoluogo ovviamente c'era tantissima attesa per l'elezione di Catania, del capoluogo etneo, che tornava al voto dopo il periodo di commissariamento. Quindi abbiamo voluto mettere una parola, responsabilità, probabilmente è una parola importante in questo momento. Credo che la gente chieda il massimo della responsabilità alle forze politiche, non è semplicemente un modo di dire, ma semplicemente un impegno per tutti a governare con la massima attenzione e col massimo impegno proprio a far uscire anche questa terra dalle secche un po' economiche in cui si è venuta a trovare negli ultimi anni. E poi ecco i centri più grossi, Siracusa, Ragusa e bella la una foto finestra. Bella foto al Centrovaglia, certo. Con tutta la famiglia. E poi vorrei parlare anche un attimino di De Luca, che come no, l'abbiamo avuto qui, ha fatto show anche qui. Non manca mai di fare show. E comunque c'è da dire che non è da tutti amministrare 4 comuni in rapida successione praticamente, evidentemente è nato per vincere, in qualche modo dobbiamo riconoscerlo. Quantomeno nel messinese. Quantomeno nel Catania messinese. non proprio, però. Ma a questo punto non so se le ambizioni cresceranno, non lo possiamo escludere. C'è un'analisi, no? Si è candidato alle regionali da capo stasera, quindi. Si è candidato di nuovo. Dicevo, c'è un'analisi, la fuga delle urne, come continua? Vedo solo sì, c'è un'analisi, chiaro, con una percentuale ancora più in calo, è un dato preoccupante, non c'è dubbio, preoccupante per l'immediato e preoccupante anche per il futuro. Se dovesse continuare questa disaffezione dalle urne sarebbe un problema davvero per la democrazia. Quindi c'è anche un'analisi. Ovviamente un quotidiano deve anche dare qualcosa oltre la cronaca e quindi è già qualcosa che si getta oltre l'immediatezza della Curioso notizia. anche il racconto, poco fa l'ho incontrato per le scale Mario Barresi e mi ha detto ho trascorso la prima parte di questo sogno a casa di Enzo Trentino, il papà, e certo, quindi qua c'è insomma il racconto, lo spoglio dal salotto di papà. Enzo lo hanno votato, dice lui, anche da sinistra. Insomma, certo, curioso, papà Enzo è come dire, un rappresentante storico della destra catanese, insomma, certo è che si faceva ammirare per la sua oratoria, per i suoi trascorsi politici e quindi Enzo, Enrico in qualche modo è arrivato dove non è arrivato papà Enzo, cioè lui voleva diventare sindaco di Catania in un'epoca, con la prima elezione diretta a sindaco di Catania non ci è riuscito, ma perché allora c'erano fave e bianco in quel periodo della primavera catanese. Però conquistò il 17% dei consensi, quando il Movimento Sociale Italiano conquistò il 10% dei consensi, quindi ha quasi raddoppiato il consenso del partito, quindi fu un risultato comunque eccezionale all'interno di un contesto temporale completamente diverso rispetto a quello attuale. Allora approfittiamone per fare gli auguri di una pronta guarigione, perché ultimamente non sta molto bene Enzo, quindi un abbraccio fraterno. Approfittiamo per fare gli auguri anche al nostro direttore che oggi insomma è il compleanno, non diciamo l'età perché il storico direttore Mario Ciancio, ecco, tanti auguri. Poi ci sono anche altri figli d'arte, sai, in provincia di Catania sono stati eletti 2 che avevano avuto il papà sindaco dei rispettivi comuni, a Santa Venerina e a Camporotondo.
Ah sì, a Rapisarda, a Santa Veneria, Camporotondo. Era Citi a Santa Veneria, Rapisarda a Camporotondo. Allora, questa è la prima pagina del quotidiano della Sicilia di domani, e in alto ovviamente tutte le notizie che riguardano poi la cronaca, perché non ci sono solo le elezioni, ma insomma, ahimè, c'è da raccontare anche la cronaca. Non manca mai, quella non manca Quella mai, non posso manca garantire. mai. Quella non manca mai. Grazie Alberto, grazie Alberto Cicero per essere stato con noi. Forse abbiamo qualche minuto di tempo per presentarvi, prima di salutare tutti, il nuovo assessore della Giunta Trentino. Ci lascia Alberto Cicero, torna a lavorare, saluta tutti, facciamo tutto in presa diretta. Nuovo assessore. Era già stato assessore della Giunta Pogliese e invece adesso lo ritroviamo assessore della Giunta Trentino, Alessandro Porto, che nel frattempo ha un trascorso da opinionista della nostra trasmissione. Devo dire che torna a casa, posso dire che torna a casa in tutti i sensi. Dobbiamo confermarlo ancora, perché ci riuniamo domani con Alessandro, perché è lui che Alessandro è lui che non lo vuole fare, quindi dobbiamo convincerlo a restare. Lo vuole fare? Comunque io voglio dire una cosa che in questi giorni è stata scritta su tutti i giornali. Catania è oggi la quarta città d'Italia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Questo è grazie, senza offesa per nessuno, al lavoro che ho fatto il sottoscritto con il sindaco Pogliese, che mi ha sempre dato mandato assoluto, con la massima autonomia, di poter gestire le cose. Questo è un lavoro fatto in tanti anni e bisogna ringraziare anche il direttore, nonché tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito a questo grande risultato. Io ricordo quando Salvo spesso ci sentivamo, Alessandro, devo andare a fare una cosa, mi ricordi per favore? Io gli mandavo pagine intere di lavoro fatto e che chiaramente lui, perché mi lasciava, ma come tutti devo dire, non c'era come dire particolare assessore che era in maniera diversa, dico, noi avevamo la massima autonomia. Sono stati anni straordinari. Io credo che la scorsa giunta, la scorsa consigliatura è stata una giunta straordinaria, soprattutto nella parte iniziale. Poi abbiamo avuto tutta una serie di cose che chiaramente contingente, che non va la colpa né a Salvo né a Porto né a nessun altro. Oggi c'è un sindaco autorevole che è Enrico Trentino, cui io devo dire la verità, ringrazio il mio partito, Fabio, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Castiglione, tutti quanti che hanno veramente loro voluto indicarmi come assessore. Perché voi sapete, perché non lo vuoi fare? Tu mi hai licenziato, ti ricordo che tu mi hai licenziato, cioè tu mi hai licenziato qualche mese fa. Ha fatto una cornice alla delega, quindi vuol dire che ci ha ripensato. No, io chiaramente mi rimetto a quanto chiaramente deciderà il partito, perché è giusto che io ho fatto una scelta con le regionali. Io sono tornato a casa, sono tornato con Raffaele Lombardo, che ringrazio anche pubblicamente, e mi sono fatto una partita alle regionali, sono il primo dei 9 eletti, ho preso un risultato, penso 5.000 preferenze non sono poche per come le campagne elettorali, per chi li fa, qua c'è Salvo che ne ha fatte anche tantissime, come Fabio che è il sindaco che ha fatto. Dico, abbiamo fatto, quindi siamo qua, siamo a disposizione del partito per lavorare per la città, perché come ha detto Enrico, che ho ascoltato la trasmissione poc'anzi era in segreteria, questa città ha bisogno, è vero che ci vogliono poche cose per dare dei segnali, però è anche vero, e ti posso garantire Luca, e qua c'è testimone Salvo, che abbiamo vissuto insieme questi 4 anni e mezzo, il comune di Catania è senza risorse umane, non ci sono più dirigenti, non ci sono più dipendenti, ma soprattutto non ci sono quei dipendenti che erano la storia del comune, che bene o male anche facevano le veci di chi oggi dirigeva, di chi prima dirigeva la direzione. Quindi oggi si è veramente in una situazione drammatica, sia dal punto di vista delle risorse umane e sia dal punto di vista di quello che ci aspetta da fare. Il lavoro fatto precedentemente sicuramente ci aiuterà, ma chiaramente oggi bisogna, come dire, sbracciarsi le maniche e andare subito a mettersi a lavorare. Chiunque faccia l'assessore, perché qua non è Porto o un altro, ci aspetta veramente un anno, ma soprattutto devo dire, noi saremmo chiaramente, è importante, anche quando ha detto poc'anzi Salvo, che ci sia un'interlocuzione col governo regionale e nazionale. C'è uno come Salvo Pogliese che ha fatto il sindaco della città, deve essere il primo interlocutore per cercare, come dire, di interloquire con la Meloni, insieme a Manlio Messina, che è un altro che chiaramente è un catanese, quindi è disponibile sicuramente ad aiutarci. C'è il presidente dell'Ars che è di Paternò, quindi la provincia di Catania, quindi noi dobbiamo utilizzare questi riferimenti, queste risorse per, come dire, far sì che Catania possa avere un
un contributo importante dal punto di vista economico per poter, come dire, affrontare quelle immediate problematiche che sicuramente conosciamo ormai tutti. Allora, siamo a chiudere, magari vediamo se riusciamo a mostrarvi anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, come abbiamo fatto con la Sicilia. Nel frattempo riepiloghiamo un po' tutti i risultati della serata, quelli che sono arrivati, siamo ovviamente tutti molto parziali, soprattutto quelli delle grandi città, però insomma questo è al momento insomma, il quadro. A Catania vince Enrico Trantino con una percentuale che in questo momento stiamo dando al 64,82%, passibile di cambiamenti, ma insomma sempre sopra, abbondantemente sopra il 60% e vicina al 65%. A Ragusa Peppe Cassì si riconferma sindaco con il 62,4% dei voti, anche qui risultato ballerino perché mancano alcune sezioni per completare lo spoglio nella città iblea. A Siracusa ballottaggio, e questa l'avevamo detto in premessa, era una delle partite certamente più combattute, forse anche più divertenti di questa tornata elettorale. A Siracusa 8 candidati vanno al ballottaggio: Ferdinando Messina del centrodestra e il sindaco uscente Francesco Italia. La partita al ballottaggio, come sappiamo, è una partita da cui si riparte da zero, quindi ci saranno nuove alleanze, vedremo cosa succederà. Intanto avanti è Ferdinando Messina con il 32,8%, Italia con il 23,54% al secondo posto. A Trapani vince per un soffio Giacomo Tranchida, sindaco uscente, con il 42,18% dei voti. Chiedo alla regia se abbiamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, così la leggiamo insieme e la facciamo vedere. Se non c'è, ovviamente andiamo a chiudere perché siamo arrivati quasi alla fine. Allora io intanto comincio a ringraziare i miei ospiti. Alessandro, dimmi. Opinionista per qualche minuto. Opina, mi pare. È un conflitto di interessi. È permesso del partito. Vogliamo ringraziare Allan Franco, Zappalà e Allipera che hanno rallegrato questo mese. L'ha fatto Mancuso. Rallegrato, come dire, noi tutti che eravamo impegnati nella campagna elettorale, ogni tanto tra un TikTok e una cosa ci regalavano un sorriso, quindi come dire, grazie anche a loro che ci hanno, come dire, permesso di avere una campagna elettorale un po' difficile e pesante. Allora, quindi vediamo se c'è la prima pagina del Giornale di Sicilia, se non c'è ovviamente andiamo avanti e saluto Salvo Pogliese, senatore di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Catania, grazie per essere stato con noi, tra l'altro lunghissimo. Non so come dovrei prendere questo volo alle 6 del mattino, di che condizioni, ma va bene così. Senatore, però felice, stanco ma felice. Meno male. Alessandro Porto, che è ritornato per un attimo la sua veste da opinionista e da assessore designato della Giunta di Trantino, quindi grazie anche a te Alessandro, è arrivato alla fine, però ci fa piacere insomma vederti qui, rivederti qui. Ringrazio anche Fabio Mancuso, sindaco di Adrano e esponente del Movimento per l'Autonomia. Grazie a te Luca, sempre puntuale, preciso. Credo che un po' di numeri li abbiamo dati questa sera, un po' di quadro l'abbiamo fatto. Domani ovviamente su Telecolor un focus speciale dedicato alle elezioni politiche, quindi alle elezioni amministrative, scusate, faremo un po' una sintesi, cercheremo di capire insomma gli eletti quantomeno a Catania, quindi con la composizione del Consiglio Comunale. Ci servono ovviamente con questa lentezza, speriamo di arrivarci domani all'ora di pranzo, insomma questo è il punto. Grazie ovviamente a tutta la squadra tecnica, ai nostri tecnici, agli inviati sul campo, tutta la macchina organizzativa, perché veramente vi assicuro che diciamo, un lavoro di questo è un lavoro impegnativo per le nostre emittenti. Lo facciamo ovviamente per spirito di servizio e per darvi ovviamente tutte le informazioni possibili quando ci sono momenti e appuntamenti di questo tipo. Quindi grazie, ma soprattutto grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi fino a questo momento. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento ovviamente domani con il focus speciale e poi ovviamente con l'informazione su Antenna Sicilia e Telecolor attraverso i nostri notiziari. Grazie e buonanotte a tutti.